E anche questa mattina leggeremo 2 righe di questo libro, Il viaggio di mamma Teresa, per non dimenticare tutte quelle mamme che non rivedranno più i loro figli, ma che ce l'hanno messa tutta per almeno trovare le loro spoglie. La storia va ricordata, vanno ricordate queste figure, queste tragedie immani quando veramente una mamma, una famiglia, un genitore perde il loro figlio. Allora, questa mamma che sta cercando di iniziare a mettere il puzzle per cercare queste spoglie, per cercare di portare a casa questo adorato figlio, è mamma Teresa. Provo invano a telefonare a Roma per avere informazioni sulla scheda che hanno caricato online. Al sesto squillo risponde una segreteria telefonica. Riaggancio, rifaccio il numero, ma parte di nuovo la segreteria. Decido di scrivere un'email spiegando che ho bisogno dei documenti da cui hanno preso le informazioni su Anadage. In famiglia abbiamo bisogno di sapere. La risposta sa di barzelletta, ma questa è un'altra storia. Decido di non arrendermi e invio un'altra email, questa volta anche al Ministro della Difesa. Dopo qualche giorno resto così perplessa dalla risposta che non riesco a pensare ad altro. Chiamo di nuovo mio zio, il quale continua a sostenere che sì, era piccolo, ma ricorda perfettamente che sua nonna aveva riportato a casa le spoglie del figlio e che c'era stato un bellissimo funerale. Ammiro la sicurezza delle persone, io ne ho pochissima. Adesso presento gli ospiti un pezzetto alla volta perché è molto interessante capire quando c'è la determinazione che arrivi all'obiettivo. Questa professoressa Silvia Pascale che ha scritto questo libro assieme ad Orlando Materassi per far capire l'importanza anche delle radici della propria famiglia, cosa è successo, cosa hanno fatto, perché la storia non va dimenticata. Ma questa mattina c'è un'altra storia, una storia di disastri. Ne parleremo col professor Marco Remondino, professore all'Università di Genova. Buongiorno professore Remondino, grazie di essere qui, buongiorno. Buongiorno signora Mirella, grazie per l'invito, è sempre un piacere far parte del suo salotto. Grazie, grazie. E saluto anche Germano Rachella, sindaco di Cartigliano, provincia di Vicenza. Buongiorno sindaco, buona giornata anche a lei. Buongiorno Mirella, un piacere anche mio e un buongiorno a tutti i telespettatori. Il piacere invece è mio e nostro, con tutta questa grande famiglia che ci segue, di ospitarvi. Allora io partirei proprio dal professor Marco Remondino, visto quello che è successo a Genova, che abbiamo visto ieri, questo paese, professore, che si sta veramente sgretolando perché la mano dell'uomo invece di proteggere lo sta distruggendo, eppure le grida veramente di esperti le abbiamo sentite, sono anni che dicono attenzione, è vero che c'è un cambiamento climatico, ma la mano dell'uomo, quello che non riesce a capire, sta forzando e alzando l'asticella un po' troppo. Professore Mondino, cosa sta succedendo? Come vede lei la situazione, lei che è nel pezzo, che sa di cosa si parla? Prego. Dunque, intanto vorrei contestualizzare, io sono professore di economia e gestione delle imprese, mi occupo di management, in particolare mi occupo di tecnologie applicate alla gestione di imprese e alle strategie di impresa. Perché parlo di queste tematiche che potrebbero sembrare in qualche modo distanti dal mio ambito di ricerca? Perché è nato a novembre un progetto di ricerca con una borsa di dottorato cofinanziata da una rete soggetto mista Architect 360, una rete lombarda di professionisti e imprese, un progetto che si dedica alla manutenzione predittiva delle infrastrutture. La nostra parola d'ordine è mai più un ponte Morandi, perché ci sono tutte le tecnologie, ci sono le tecnologie dal punto di vista della sensoristica e ci sono le tecnologie dal punto di vista degli algoritmi, in particolare dalla intelligenza artificiale ormai molto di moda, ma che sappiamo benissimo, ne avevamo parlato anche nel nostro precedente incontro, esiste da molte decine d'anni. Io mi occupo di machine learning e algoritmi di intelligenza artificiale da oltre 25 anni in particolare. L'idea qual è? Quella di dotare le infrastrutture di una sensoristica molto avanzata e poi far dialogare questa sensoristica con degli algoritmi per riuscire a capire con un certo anticipo quando è necessario intervenire. Ovviamente non parliamo sempre e solo di disastri, parliamo anche di temi come la sostenibilità di tipo ambientale e sociale, perché ovviamente intervenire tempestivamente sulle infrastrutture prima che si verifichino problematiche significative
permette anche di avere una città che funziona meglio, un territorio più organizzato e quindi ovviamente un valore condiviso in senso porteriano per tutti i portatori di interesse. Quindi il discorso è: il tema della manutenzione predittiva è effettivamente un problema di tipo gestionale, è un problema di management strategico. Questo è il motivo per cui ne parliamo oggi. Grazie, ma più chiaro di così non poteva essere, professore. Io la ringrazio perché in poche parole ha spiegato cosa si può fare con la prevenzione grazie alla nuova tecnologia, ai nuovi strumenti. Però bisogna adoperarli, saperli adoperare, dove, con le persone che sanno adoperarli. Sindaco Rachella, cosa dice dopo aver sentito il professore Mondino? Perché più chiaro di così non poteva essere. Non è anche all'interno delle amministrazioni, io dico sempre, Sindaco, che oltre alle quote rosa ci dovrebbero essere anche delle quote verdi con grandi professionisti, visto che li abbiamo, prima di decidere cosa fare. Perché mi sembra che alle volte qualcuno decida in base a quello che vede girando il mondo, girando l'Europa, ma poi si deve capire dove tu vuoi fare questa cosa, se la puoi fare, se puoi intervenire in quella maniera, perché abbiamo un territorio talmente bello che tutti ci invidiano nel mondo, ma anche fragilissimo. Prego, Sindaco. Sì, sono perfettamente d'accordo con il professore, anche perché sta parlando con un sindaco che vive proprio in un comune rivierasco. Dunque noi siamo attenzionati tutti i giorni, soprattutto per quanto riguarda il meteo. Per ora, per fortuna, non è successo mai nulla, però dobbiamo sempre stare molto attenti. Molte volte noi amministratori però combattiamo anche contro ai propri cittadini, perché pretendono eventualmente di costruire una casa magari in un posto non tanto idoneo o costruire un'azienda, dopodiché però se succede il fattaccio puntano sempre il dito contro l'amministrazione. Dunque la massima tutela deve essere anche da parte degli enti superiori a darci una mano nel risolvere e soprattutto contrastare certi fenomeni. Sentiamo come commenta il professore Mondino dopo aver sentito il sindaco Rachella. Ecco, cosa possono fare questi amministratori secondo lei? Perché dico, vogliono costruire, sì, ma se non si può costruire basta dire semplicemente di no, non è il sindaco che bisogna fare chissà cosa. Se in quella zona tu non puoi costruire spiegandoti le motivazioni, io penso che le persone, che poi sono persone anche di buon senso, riescano a capire. Certo che se diciamo sempre di sì, o per i voti, o perché qualcosa, poi vediamo quei piani regolatori, cosa è successo, poi nel Veneto non ne parliamo. Prego, professore Mondino. Ovviamente io non sono un amministratore pubblico, credo sia un'attività molto complessa perché deve mettere, come dire, d'accordo molte esigenze diverse, però sicuramente quello che si può fare è un dialogo costante con gli esperti, esatto, per impostare un sistema di management degli asset serio, per esempio per le infrastrutture chiave come ponti, strade, ma anche edifici di un certo tipo. Quindi, come dire, bisognerebbe riuscire a aderire a progetti, talvolta anche progetti molto innovativi che possono sembrare quasi fantascienza all'inizio, no? Perché quando si parla di una raccolta di dati in tempo reale, dati che hanno a che fare con vibrazioni o altro, potrebbe sembrare molto complesso, però invece bisogna, secondo me, dal punto di vista dell'amministrazione, aderire a questo tipo di progetti, per esempio cercando di far partire dei progetti pilota insieme ai dipartimenti, alle università che si occupano di questo, proprio perché l'obiettivo è quello di sperimentare. Senza la sperimentazione ovviamente la ricerca universitaria non va da nessuna parte, quindi abbiamo necessità di avere dei progetti pilota su cui mettere poi in atto quello che noi studiamo. Inoltre tutto questo ha a che vedere anche con quegli algoritmi di cui già l'altra volta che ci siamo incontrati abbiamo parlato, che sappiamo benissimo sono algoritmi che non hanno la scienza infusa, non hanno la verità infusa, perché come dicevamo la volta scorsa si tratta di algoritmi che possono anche in qualche caso sbagliare, quindi non dobbiamo comunque pensare di delegare totalmente alle macchine, all'intelligenza artificiale le nostre decisioni, perché come già dicevo la cosa fondamentale è che rimanga l'uomo come l'uomo centrale, no? Al centro delle decisioni, al centro dell'operatività
l'operatività. Quindi da una parte sicuramente aderire a questi progetti, dall'altra non rinunciare alla formazione, alle competenze continue dei propri esperti, che rimangono l'aspetto fondamentale. Teniamo conto anche che questi algoritmi di cui parlavo prima si formano insieme a degli esperti, cioè è necessario che ci siano degli esperti che affiancano l'algoritmo per andare a indicare esattamente che cosa si deve fare in determinate situazioni. E quindi l'esperienza umana, la cultura e la professionalità rimane sempre centrale. Senta, professore Mondino, siete supportati? Ecco, mandiamo un bel messaggio questa mattina, se si può, e vedremo, perché questa è veramente prevenzione, e prevenzione vuol dire sicurezza poi alla fine. Siete supportati? Hanno capito l'importanza di questi, di quello che sta spiegando, di questi progetti innovativi? Prego, professore. C'è sicuramente un dialogo in corso, non è così banale, perché quando si deve passare dalla ricerca, diciamo così, la ricerca di base, la ricerca vera e propria, alla ricerca applicata, c'è sempre un certo periodo di adattamento, però sicuramente ci sono progetti che stanno funzionando molto bene e in particolare con il supporto della rete Architect 360 stiamo facendo dei lavori molto interessanti su una serie di manufatti. Oggi non posso parlare specificamente di quali perché sta partendo, però ci sono delle interessanti esemplari reali. Ecco, questo è il messaggio che voglio far passare: non è solo ricerca, non sono solo algoritmi, e anzi è un qualcosa che secondo me può interessare tutta la comunità. So che la vostra trasmissione è molto seguita, quindi sarebbe anche interessante sentire il punto di vista di chi è dall'altra parte, cioè come affacciandosi a queste tecnologie che possono sembrare così di frontiera, così lontane, e che invece sono così vicine, così prossime, come appunto sono viste dalle persone. Ah, la contento subito, professore. Abbiamo Rinaldo da Venezia. Vai, Rinaldo. Ciao Mirella e buongiorno ai tuoi ospiti. Purtroppo in Italia abbiamo un dissesto geologico, no? Però abbiamo anche persone che sarebbe buono mettere al posto, perché abbiamo studiosi, abbiamo di tutto, di brava gente che è buona a fare. Ma il problema è sempre quello. Sappiamo quello che c'è. Abbiamo le persone che sono buone mettere al posto, e cosa che ne parliamo? Parliamo, ma il problema rimane sempre là. Allora, ti do un esempio semplice. Venezia, era 1200 anni, era stata fatta del fango, nell'acqua, va bene. Queste case da 1000 anni che sono ancora anni. Non che era intelligenza artificiale, non che era gli attrezzi, tutto quello che abbiamo adesso, e queste case che sono ancora in piedi, queste robe, ti fai dire per i canali, per i lì, che mi giravo, guarda, ti vedi cose che le fondamenta di roba. Una delle foreste fossi più grandi d'Europa all'epoca, va bene, che tutti che contribuivano al Consiglio per portare giù il paese, ma i hanno messo a posto Venezia. Quando siamo voi mette a posto i mani che abbiamo qua, che sappiamo quali tiri, e abbiamo anche persone adatte, brave, che studiano, fa ricerca. Bisogna che io faccia, non parlare. Adesso siamo venuti a parlare di questo problema. Questo anno che parliamo dello stesso problema, lui ti dice sì, hasta che faccia, chi che se ne intende. Perché c'era un ministro di come che dice Salvini, cosa ha voluto che sappia di certe robe, che sta tutto lui. E allora ha fatto la terza elementare anche lui. Devo le persone adatte, i posti importanti per mettere a posto l'Italia, bisogna che ci siano queste persone qua. Abbiamo ingegneri idraulici che sono bravissimi, abbiamo di tutto. Bisogna mettere a posto e saper fare. È ora che risolvi i problemi. Non vuole perché da Marica, non capivo, ma neanche a mettere tutto sotto il tappeto, no? Mirella, dai.
Grazie Comunque, caro Rinaldo, sei stato molto chiaro. Sentiamo anche il sindaco come commenta. Il sindaco Rachella, come avete sentito, è un sindaco preoccupato, sta cercando anche lui di capire come muoversi, come fare, perché quando la natura si ribella non ce n'è per nessuno, questo è il grande problema. Il sindaco ha sentito cosa ha detto il professore Mondino e anche il nostro Rinaldo: bisogna intervenire, dare la possibilità alle persone esperte che diano la loro conoscenza per portare veramente a termine certi progetti molto importanti. Se poi si parla di infrastrutture non ne parliamo. Prego sindaco. Microfono sindaco. Non la sentiamo più sindaco. Niente, non sentiamo il sindaco. Allora andiamo a vedere questo servizio infrastrutture e poi lo commentiamo con i nostri ospiti. La campagna elettorale corre spedita a Bassano e, vista la velocità e in alcuni casi la lentezza fatta registrare su alcuni tratti, parlare di infrastrutture del territorio è un modo per fotografare la situazione di un bassanese a livello logistico ed economico al centro del triangolo tra Valsugana, Valdastico e Superstrada Pedemontana. In città il viceministro alle infrastrutture e ai trasporti Galeazzo Bignami è intervenuto sul tema a margine di un incontro a sostegno della coalizione di Fratelli d'Italia. Sicuramente esiste un problema laddove le opere non dovessero essere completate, pensiamo soprattutto al collegamento a Valdastico verso nord, dove ci sono delle proposte messe in campo dalla Regione Veneto oltre che dalla provincia di Trento in ordine al completamento infrastrutture, su cui occorre necessariamente anche la risposta che dobbiamo dare sulla Valsugana, nel senso che lì in intervento sulla strada statale bisogna sciogliere dei nodi esistenti con dei colli di bottiglia che oggi gravano sulla fluidità dell'infrastruttura, consapevole del fatto che questi interventi cucitura giocano al territorio ma che non possono esaurirsi su una sola asse di collegamento. Sulla Pedemontana e la polemica legata a costi-benefici, il viceministro commenta così. Mi sembra che si stiano riprendendo dei flussi interessanti, bisogna poi capire se questi sono in linea con il piano economico finanziario che è stato immaginato quando l'opera è stata realizzata. Infine, Bignami rimarca l'importanza strategica e politica di Bassano. Evidentemente è la porta d'accesso rispetto al nord e collegamenti verso il Trentino e non solo, perché è un nodo fondamentale. Credo che Fratelli d'Italia abbia un ruolo altrettanto importante, perché non può interpretare, come magari altri fanno, la propria presenza su questi territori come territori dove va messo una bandiera, ma deve svolgere con responsabilità un ruolo strategico. Allora, vediamo se abbiamo ripreso il collegamento col sindaco Rachella. No, ancora no, mi dicono. Allora, professore Mondino, ecco, questo dimostra quello che abbiamo detto prima. Allora, io penso, come dice lei, che la popolazione ha bisogno di sentire, di ascoltare le persone che vivono il territorio, ma con gli esperti. Io penso che delle volte, quando si spiegano queste infrastrutture, la politica dovrebbe fare un passo indietro, nel senso, professore, non perché non deve intervenire, ma noi avremmo bisogno che prima di sentire il politico, avremmo bisogno di sentire l'esperto. Cosa dice l'esperto? Perché sentire di piani strategi tutto da un politico, uno può pensare, ma bisogna vedere se è proprio così, perché noi sentiamo solo quella voce. Se invece noi, la popolazione non solo italiana, ma penso tutti, anche europea, sentisse prima i veri esperti e poi il politico che dà la versione, sarebbe diverso. Invece noi sentiamo il politico che dice questo è necessario, questo va bene, cioè, ognuno poi gira. Il problema è che il politico passa, poi i danni ce li paghiamo noi, professore. Là è il grande problema. Ad esempio anche sulla Pedemontana, su queste opere abbiamo sentito di tutto e di più, ma con quei costi che dobbiamo sostenere noi, perché poi alla fine è sempre il pubblico, il privato di sicuro no, ma il pubblico che paga. Siamo molto perplessi, professori, e dico che delle volte su queste opere strategiche, dove veramente ci sono milioni e milioni di euro, là dovrebbero fare i referendum per capire
Però prima dobbiamo ascoltare gli esperti, noi sentiamo sempre i politici, ma quello è veramente, può capire veramente il problema, sa di cosa si parla, perché sa, con quei soldi che abbiamo speso per questo paese che sta veramente sgretolandosi, ci viene veramente da pensare, professore, che forse è meglio sentire gli esperti e loro ascoltare, mettersi dall'altra parte e capire poi come incidere. Prego. Assolutamente ragione. Devo dire che ultimamente forse c'è un dialogo, è aumentato il dialogo tra politica ed esperti. Per esempio, io sono stato diverse volte audito in Parlamento, invitato per delle audizioni come esperto proprio di intelligenza artificiale applicata al management strategico, per capire come ad esempio l'intelligenza artificiale impatti sul mondo del lavoro. Recentemente sono stato incluso in un tavolo tecnico, sono responsabile del sottogruppo che parla proprio di intelligenza artificiale e blockchain applicata ad ambiti non finanziari, quindi per esempio le infrastrutture, la logistica ed altro. Quindi inizia ad esserci forse questo dialogo. L'aspetto interessante, per esempio, relativamente a quello che diceva nel vostro servizio l'onorevole Bignami, è che quando si parla di nuove infrastrutture bisognerebbe già prevedere fin dall'inizio quel tipo di sensoristica che quella di cui parlavo prima, in poche parole, quella che poi permetterà di applicare questo tipo di algoritmi per prevedere quando la manutenzione sarà necessaria. Volevo anche rispondere al simpatico signore che è intervenuto prima telefonicamente. Relativamente a Venezia, per esempio, noi parlando prima del progetto, siamo in collaborazione anche con Agisco. Agisco è un'impresa molto importante, sono degli strumentisti che producono proprio questi sensori e hanno gestito, tra le molte cose ovviamente che fanno, hanno gestito anche la sensoristica del Mose di Venezia. Quindi parliamo proprio di qualcosa che prima il signore al telefono ha citato, il Mose appunto, il modulo sperimentale elettromeccanico, quel sistema di ingegneria idraulica costituito da molte paratie, no? Che servono proprio per innalzarsi e isolare temporaneamente la laguna. Ecco, Agisco, un nostro partner nella ricerca universitaria del dottorato che dicevo prima, è proprio quello che ha curato la sensoristica del Mose. Quindi questo per dire come il cerchio in un certo senso si chiuda. E ancora relativamente a quello che diceva l'onorevole Bignami, un tema fondamentale è il rapporto costi-benefici. Perché dicevo prima la manutenzione predittiva è un problema di management strategico? Perché ci sono degli indicatori che sono indicatori gestionali, indicatori amministrativi che non devono essere lasciati come dire, nelle retrovie rispetto a quelli che potrebbero sembrare principali. Costi-benefici è proprio uno di questi indicatori. E quanti benefici avremmo di fronte a questo tipo di tecnologie? Sicuramente benefici enormi, che non sono solo benefici economici, perché come dicevo il tema del valore condiviso non abbraccia solo il tema economico, non abbraccia solo il tema del risparmio o del finanziamento, ma anche e soprattutto temi di tipo sociale, temi di tipo territoriale. E quindi quando si parla di questo tipo di ricerche non si deve solo limitarsi al tema economico, al tema amministrativo, che sicuramente è quello che poi è più facile da trattare anche e soprattutto per i politici, qui torno alla sua domanda, ma anche e soprattutto legarsi all'importanza strategica a 360 gradi di tutte queste innovazioni. Vede professore Mondino, io spero che trovate anche qualcosa con l'intelligenza artificiale, gli algoritmi, perché non riesco a fare le connessioni. È caduto il sindaco perché non c'è connessione. Io quasi tutte le mattine ho questo problema, mi collego con l'Australia, con l'America, mi collego sul Montello e non riesco a collegarmi. Capisce che veramente tra il dire e il fare c'è di mezzo il mare, ce ne sarebbe qua da lavorare con le nuove tecnologie per migliorare anche le connessioni, perché non è colpa nostra purtroppo. E questo è il grande problema e non ne vengo fuori. Però professore, allora lei quello che ha detto è molto importante, perché ad esempio parliamo del ponte di Messina. Ecco, questo ponte è molto discusso, che costerà tantissimo, ecco, costi, benefici e soprattutto prevenzione. Ecco, lei cosa ne pensa?
Questo è un tema del quale sinceramente è molto difficile occuparsi, perché come sappiamo poi allora, ciascun tema quando poi occupa il dibattito politico, secondo me perde la valenza collegata col tema stesso e diventa un tema su cui ci si confronta per motivi di appunto mero vantaggio politico, e questo è sempre sbagliato. Secondo me bisognerebbe invece riuscire a andare oltre questo e limitarsi a capire veramente se un'infrastruttura possa essere utile o possa non essere utile. Ovviamente credo che siano state fatte delle analisi, non conosco ovviamente i dettagli, non mi occupo in particolare di quel tipo di realtà, però è molto importante capire effettivamente quali costi e benefici in termini economici e anche, come dicevo prima, in termini di impatto ambientale, in termini sociali debbano essere portati avanti. Sicuramente, se verrà costruito, credo che dovrà essere dotato di tutte quelle norme e soprattutto di tutte quelle infrastrutture tecnologiche che possano garantire quello che noi chiamiamo il ciclo di vita dell'opera, perché l'aspetto molto importante è che queste tecnologie non devono essere solo un qualcosa del momento a spot, devono essere un qualcosa che copre l'opera dalla nascita alla morte dell'opera, alla sostituzione. E questo dovrebbe valere addirittura per le infrastrutture civili, quindi per gli edifici. Io non so, parlate così chiaro che mi sembra perfino impossibile che qualcuno non ascolti, non abbia ascoltato, ecco, quello che voi state dicendo da anni. Abbiamo una grande tecnologia, la ricerca ha fatto passi da gigante in pochissimo tempo, abbiamo degli strumenti eccezionali e poi c'è sempre il problema se qualcuno ha capito come fare e come incidere anche costi-benefici. Sindaco Rachella, ha sentito quello che è stato detto? Era caduta la connessione perché anche voi sindaci avete una bella patata bollente, l'ha spiegato anche lei, tutti vogliono, tutti chiedono, tutti vogliono fare e noi siamo nel mezzo veramente dell'uragano. Prego sindaco. Vabbè, allora purtroppo mi sono perso una parte, ma però volevo ritornare all'inizio, che volevo dire che noi a tutela di questo abbiamo fatto appunto uno studio, un progetto assieme all'Università Ca' Foscari di Venezia, dove c'era lo studio dell'equilibrio tra architettura verde e architettura grigia. Questo appunto a tutela del nostro territorio, perché come vi dicevo all'inizio siamo un comune rivierasco e abbiamo la zona industriale proprio a ridosso del fiume Brenta. È uno studio molto interessante fatto da giovani studenti dove sono emerse delle criticità, ma che naturalmente grazie a questo studio adesso assieme anche ai beni ambientali andremo a risolvere, perché l'obiettivo è sempre quello, meglio prevenire che curare. Dunque stiamo andando avanti, non è costato poco, perché per un comune come Cartigliano di 3.800 abitanti investire la bellezza di 70.000 euro per uno studio del genere non è cosa da poco, ma che comunque ha dato i suoi buoni frutti. Sindaco, lei ha detto una cosa importantissima, abbiamo coinvolto i giovani, io so che lei ci tiene tanto a parlare anche della consulta dei giovani, ecco l'importanza invece di interloquire, di intrigarli, di farli diventare protagonisti anche in progetti importanti che riguardano poi il loro territorio, la loro storia. Io lo dico anche al professore Mondino, vedo i giovani, quei bravissimi esempi e tantissimi esempi che abbiamo che sono molto vicini all'ambiente, loro ci tengono, il loro futuro. Prego sindaco. Sì, guardi, io sono anni, oramai per me è il quarto mandato questo, dunque ne ho fatto di esperienza come sindaco e purtroppo ho fatto anche l'esperienza nel capire che è difficile molte volte interagire con i giovani, ma forse perché fino ad ora anch'io ho sempre sbagliato. Io non devo chiedere ai giovani di partecipare, ma devo chiedere ai giovani di decidere. Infatti è da un paio d'anni che stiamo lavorando nel creare la consulta giovani, o meglio, l'hanno creata la consulta giovani, ora abbiamo 20 ragazzi che ci danno innanzitutto una mano sotto l'aspetto della vita sociale del paese, ma soprattutto per interagire tra di loro nel trovare delle soluzioni o nel proporre un qualcosa di nuovo.
hanno fatto anche un'assemblea di tutte le consulte giovani qui in Veneto, si sono trovati in 14 consulte giovani, che non è cosa da poco. Naturalmente con il Covid abbiamo visto tutto che è sorto un grossissimo problema dei giovani, che è quello appunto dell'internalizzazione, come viene chiamata, definita. Questo perché oramai parlano tra loro, ad esempio, un piccolo schermo, ma non si trovano più. Dunque li dobbiamo, ripeto, sì renderli partecipi, ma li dobbiamo anche responsabilizzare, e vi assicuro che quando li responsabilizziamo loro hanno le risposte giuste, ma soprattutto portano a termine i loro compiti in un modo impeccabile. Grazie Dunque, Sindaco per questo messaggio importantissimo, e veramente la ringrazio, perché sono parole che confortano, dovete lasciarli fare anche se sbagliano, ecco qua, accompagnarli, bisogna accompagnarli assieme, ecco, non da soli ma assieme, ma però farli diventare protagonisti. Livio da Padova, ciao Livio. Ciao e buongiorno a tutti i tuoi ospiti. Una mia curiosità, io vorrei sapere, il Mose con un'adeguata manutenzione dovrebbe ancora durare molti anni. Certo che per saperlo bisognerebbe parlare ai tecnici che sono adibiti alla sua manutenzione, ma è un'idea così che qualcuno mi può dare. Grazie. Grazie a te caro Livio. Allora, prima di far rispondere al nostro Livio, andiamo a vedere questa consulta dei giovani Cartigliano, perché è molto importante il coinvolgimento di questi ragazzi. Riportare i giovani a partecipare attivamente alla vita della comunità civile è l'obiettivo di un nuovo organismo voluto dal comune di Cartigliano. La consulta dei giovani, ha spiegato il sindaco Germano Racchella, avrà compiti consultivi e propositivi nei confronti dell'amministrazione, elaborando pareri e ricerche in diversi ambiti della vita sociale. La consulta è aperta a tutti i ragazzi e ragazze del nostro paese che vogliono dialogare tra di loro al fine di riportare le giovani generazioni al centro del nostro paese. È nata per dare un punto di riferimento ai giovani, per ascoltare le varie esigenze a seconda dell'età e degli interessi, per renderli cittadini attivi. La sfida è anche quella di trovare delle soluzioni concrete da proporre all'amministrazione, portando la voce delle giovani generazioni. Per ora l'obiettivo è di presentare la consulta ai giovani di Cartigliano e di invitarli a iscriversi tramite dei format che presto verranno pubblicati sui canali istituzionali. Sono già una decina i giovani tra i 14 e i 29 anni attivi nella consulta. Il primo evento sarà l'incontro delle consulte giovanili venete sabato 16 alle 15:30 nella Casa del Custode. Invito tutti i nostri giovani a partecipare alla prima convocazione ufficiale, anche solo per curiosità. Per contattare la consulta giovani, scrivere alla pagina Instagram consulta giovani_Cartigliano. Avete sentito che dialettica? Ma avete sentito quanto sono bravi? Allora, professore Riemondino, come risponde, come commenta? Oltre naturalmente a rispondere al nostro Livio, anche quello che sta facendo il sindaco, il coinvolgimento dei giovani. Lei è un docente, prego professore. Guardi, sui giovani sfonda veramente una porta aperta, perché io sono per i giovani al 100%. Tra l'altro molto spesso li si sottovaluta enormemente, perché oltre ad avere ovviamente dimestichezza con le tecnologie che per loro sono assolutamente pane quotidiano, devo dire che non finiscono mai di sorprendermi, non tanto i miei studenti, diciamo, che possono avere un'età compresa tra i 20 e i 25 anni a seconda se siano triennali o magistrali, ma anche e soprattutto quelli più giovani. Guardi, proprio in questi giorni ho ricevuto una bellissima intervista da parte di una classe della seconda media di un quartiere di Genova, San Pier d'Arena, sul tema dell'intelligenza artificiale, e le domande erano estremamente motivanti, erano eccezionali, tant'è che ho prodotto 6 pagine di risposta, e adesso la professoressa mi ha chiesto addirittura di invitarli ad una mia lezione presso il Dipartimento di Economia. Però l'idea interessante erano proprio le domande che partivano dal per lei che cos'è l'intelligenza artificiale, fino ad arrivare ad aspetti molto interessanti quali per cosa è utile l'intelligenza artificiale, se sia cattiva o buona, tanti temi che penso possano interessare anche i suoi spettatori peraltro, ma partono da giovani, perché i giovani hanno questa sensibilità, e allora bisognerebbe ascoltarli prima di tutto e motivarli
sfruttarli sicuramente. Ecco, forse quello è il problema dei giovani di oggi. Hanno tantissimi input, hanno tantissime possibilità di informarsi, di ampliare le loro competenze. Molto spesso invece si limitano a quel tipo di carosello di video brevi sui vari social network. Ecco, quello forse sarebbe da limitare, e l'ho scritto anche in risposta a una delle domande di questi ragazzi che mi chiedeva: noi stiamo sempre davanti al cellulare, è colpa nostra? Mi chiedevano. Ovviamente non è non è il mio ambito, però io non voglio attribuire una colpa a loro. Certamente è il contesto di oggi che porta a questo, però l'aspetto importante è che loro abbiano sensibilità di certi aspetti. Per esempio una domanda interessante era: l'intelligenza artificiale aiuta l'ambiente o lo danneggia? E in entrambi i casi in che modo? Ecco, noi oggi stiamo rispondendo sicuramente alla prima parte: aiuta l'ambiente, lo aiuta attraverso la manutenzione predittiva, però sicuramente ci sono anche degli aspetti negativi delle nuove tecnologie, perché come ho anche detto ai ragazzi, l'intelligenza artificiale, così come tutte le nuove tecnologie, richiede molta potenza di calcolo, che per definizione consuma energia, e ovviamente questa energia deve essere da qualche parte prodotta, consumata, e quindi bisogna trovare il giusto equilibrio come in tutto. Però sicuramente i giovani sono l'aspetto fondamentale. Chiudo con una risposta al signor Livio della telefonata. Non mi piace non dare risposte, non sono così esperto del Mose sicuramente, lui ha fatto una domanda molto specifica sul Mose. So che sono stati stanziati molti milioni di euro dallo Stato, e quindi, come dire, sicuramente ci sarà una continuità di operazioni nel tempo. So però che negli ultimi anni già sono stati evitati molti miliardi di danni, quindi questo fa già capire l'ordine di grandezza: milioni investiti, miliardi di danni evitati. Professore Mondino, sa che ascoltandolo e quello che lei ha raccontato, che hanno detto e hanno chiesto questi ragazzi anche con l'intelligenza artificiale, fa riflettere molto, nel senso che loro hanno a cuore, sanno che questi strumenti possono anche danneggiare e sono preoccupati perché loro li hanno già iniziati ad adoperare. Io penso a quell'insegnante, a quella docente che ha detto: non do più compiti a casa perché arrivavano tutti i fatti con l'intelligenza artificiale. Loro hanno già capito l'importanza di questi algoritmi e di questa intelligenza artificiale e chiedono: ma può danneggiare? E cosa chiedono, professore? Può danneggiare l'ambiente? Ecco la risposta. Loro ci tengono tantissimo all'ambiente perché sanno, come ho detto prima, che sarà il loro futuro. E se questo ambiente viene deteriorato, loro sono molto preoccupati. Io dico sempre, professore, a parte che io li difendo spada tratta, cerco di portare sempre i buoni esempi, anzi io dico sempre che farei votare i 17enni, ecco, altro che non sono preparati, sono più preparati del 60enne, del 50enne e anche del 40enne, ma naturalmente siccome hanno paura, la politica di questo voto non glielo daranno di sicuro, perché sanno che potrebbero cambiare tante cose. Però sindaco, ecco, questi giovani, dove lei ha capito l'importanza di ascoltarli, di renderli partecipi, sono stati chiarissimi anche con questa nuova tecnologia, con questa ricerca che ha portato, loro stanno volando e noi siamo fermi, loro stanno volando. Sindaco, fa bene a creare queste consulte, prego. Sì, guardi, loro stanno volando, anche se sono un po' preoccupato. Non so se avete visto che in Inghilterra c'è la prima scuola dove ci sono gli insegnanti virtuali. E questo è uno dei miei dubbi principali, perché andiamo a togliere quel rapporto umano che eventualmente ci sono tra le persone. È una preoccupazione limitata alla consapevolezza però di avere dei giovani che sono capaci. Dunque, avendo dei giovani capaci, sono anche convinto che staranno molto attenti. Naturalmente quel quesito che è stato posto anche prima, l'intelligenza artificiale cosa può fare per l'ambiente, è una risposta alle mie preoccupazioni. Naturalmente i giovani sono una forza enorme e io non parlerei di giovani per il futuro, ma sono i giovani che parlerei del presente, perché ora come ora solo loro possono mettere le basi per cambiare quello che non va.
Qui a Cartigliano lo stanno facendo ad esempio con ponti di generazioni, no? È un progetto dove ci sono questi giovani che vanno ogni 15 giorni a trovare gli anziani a casa che sono soli, e questo perché poi prendono anche degli appunti, perché l'obiettivo sarà quello di creare una sorta di libro dove raccontiamo gli aneddoti del nostro paese, ma soprattutto mettiamo in uno scrigno la nostra storia, che con l'intelligenza magari artificiale va persa. E invece noi vogliamo che gli aneddoti del nostro piccolo comune ci accompagnino per tutta la nostra storia culturale, appunto della nostra piccola Cartigliano. Un altro progetto che hanno intenzione di partire è la Young Card, che è una tessera dove appunto quando vanno in un negozio piuttosto che in un bar, non per i superalcolici o alcolici, hanno uno sconto. E questo perché devono far vivere il nostro piccolo comune, perché come ben sapete soprattutto Cartigliano è un comune che può essere Bassano e Marostica può fare da cannibale nei nostri confronti, perché tutti si spostano naturalmente in queste bellissime città. Invece in questo modo stanno cercando di tenere i propri coetanei qui a Cartigliano a vivere questo nostro paese. Allora Sindaco, e lo dico anche al professore Mondino, poi le farò vedere se i nostri bravissimi registi riusciranno a trovare una storia bellissima di questi studenti, di questi ragazzi, di questa docente che li ha intrigati proprio con l'intelligenza artificiale, e vedrà Sindaco, vedrà professor Mondino cosa sono riusciti a fare con l'intelligenza artificiale, raccontando la storia. Ma non vi dico di più, abbiamo Maurizio da Conselve e poi andiamo in pubblicità. Vai Maurizio! Ciao Mirella e buongiorno ai tuoi ospiti. Allora, io io chiamavo l'intelligenza, chiamo intelligenza artificiale, ecco, per alcuni motivi. Allora, siccome che in alcuni casi può essere utile e anche no, ok? Ecco, basta vedere le tecnologie che hanno adesso gli ospedali, ok? E quello che mi fa meravigliare è che con tutte le tecnologie che abbiamo stanno facendo morire, apro una parentesi, un bambino per un cuore che non riescono a trovare. Chiudo la parentesi. Questo cosa significa? Che andando troppo avanti con la tecnologia, il troppo ci distruggerà. Attendo vostre risposte. Grazie e buon fine settimana a tutti. Grazie a te caro Maurizio, ti risponderemo subito dopo la pubblicità. Siamo col professor Marco Remondino, professore all'Università di Genova per gli algoritmi di intelligenza artificiale, di infrastrutture, un po' di tutto, e anche con Germano Rachella, sindaco di Cartigliano in provincia di Vicenza. Allora, professor Remondino, come rispondiamo a Maurizio che è molto preoccupato, ecco, per questa nuova generazione e di intelligenza artificiale? Prego. Grazie, ma devo dire che intanto molto di ciò che abbiamo detto oggi richiederebbe puntate dedicate. Mi rendo disponibile per futuri approfondimenti nel caso fosse di interesse per i suoi ascoltatori, ma sicuramente io rispondo sempre in un modo piuttosto neutro, cioè l'intelligenza artificiale, a parte che si chiama in questo modo, ed è secondo me proprio questo titolo, diciamo, che la rende così sospetta, no? Perché la avvicina a una competenza umana che invece è lungi dall'essere raggiunta, almeno per certi versi che non ci vorrebbe molto tempo per approfondire. Però il tema è questo: l'intelligenza artificiale è uno strumento. È uno strumento esattamente come un cacciavite, tanto per dire, esattamente come quelli che usiamo invece nell'informatica da molti anni, come Word, come Excel, insomma browser, eccetera. Certamente è uno strumento molto potente, perché sfrutta questa potenza computazionale per dare delle risposte a previsioni, risposte che possono in qualche modo sembrare, come dicevo prima, umane, ma
hanno dei processi diversissimi per arrivare a queste risposte. Gli esseri umani ovviamente valutano il collegamento col mondo in cui sono inseriti, hanno emozioni, il fattore umano è fondamentale, come dicevo prima, c'è una creatività che ancora, immagino per molto tempo, non potrà essere replicata dalle macchine. Quindi anche quando si parla, ed è stata proprio una domanda anche di questi ragazzi che dicevo prima, quando si parla del fatto se l'intelligenza artificiale sia brava o cattiva, non c'è una risposta. Non c'è una risposta perché dipende da come la si usa, da chi la usa, dagli scopi per i quali allora, professore, perché devo correre, ma devo farle vedere assolutamente questo video fatto dai ragazzi con l'intelligenza artificiale. Io ringrazio sempre la professoressa Vincitorio che ha permesso questo. Hanno creato con l'intelligenza artificiale, l'hanno letto Dante e l'amore. La prima di color di cui novelle tu vuoi saper, mi disse quegli a lotta, fu imperatrice di molte favelle. A vizio di lussuria fussi rotta, che libito felicito in sua legge, per torre il biasmo in che era condotta. E lei Semiramis, di cui si legge che succedette a Nino e fu sua sposa, tenne la terra che il soldan corregge. L'altra è colei che s'ancise amorosa e ruppe fede al cener di Sicheo. Poi è Cleopatras lussuriosa. Elena, vedi, per cui tanto reo tempo si volse, e vedi il grande Achille, che con amore al fine combatteo. Vedi Paris, Tristano, e più di 1000 ombre mostrommi e nominommi a dito, ch'amor di nostra vita dipartille. La regina degli Assiri Semiramide è citata come esempio di lussuria da Virgilio. Questo perché ella si lascia travolgere da passioni distruttive che la portano a vivere nel vizio e a diffondere comportamenti immorali. Didone, invece, viene presentata come vittima di un amore fatale che la spinge alla disperazione e al suicidio. Viene così condannata a vagare nel girone dei lussuriosi per sempre, dove paga il prezzo della sua passione irrefrenabile. Un'altra figura femminile che ha preferito la morte ad una vita struggente è Cleopatra, condannata da Dante a soffrire nell'inferno, dove il suo desiderio e la sua bellezza vengono puniti senza fine. Tutti sappiamo che la causa della famosa guerra di Troia è il rapimento della moglie di Menelao. Allora sentiamo cosa ne pensa il professor Marco Remondino di questi ragazzi, ma di questa insegnante che ha capito l'importanza di farli creare la creatività con l'intelligenza artificiale senza dimenticare la storia, la didattica. Prego, professore. È un progetto bellissimo, mi ha fatto molto piacere vederlo e la ringrazio. Sicuramente è proprio nell'ottica di quello che dicevo prima, l'intelligenza artificiale è uno strumento che non deve essere né ovviamente messo su un piedistallo né demonizzato, deve essere utilizzato e deve essere utilizzato nel modo migliore possibile. Trovo che sia molto corretto farlo utilizzare fin dalle prime fasi della scuola e quindi far capire agli studenti come questo possa portare valore, magari possa creare il punto, come dire, quello che manca. Magari uno studente non è in grado di creare un dipinto e allora si utilizza l'intelligenza artificiale partendo da uno schizzo di uno studente come appunto input e lo si fa elaborare per farlo trasformare in un dipinto a olio, come potrebbe essere uno di quelli che sono stati mostrati nel video. Poi ovviamente bisogna sempre tener conto e qui per quanto riguarda la fondatezza storica, che l'intelligenza artificiale generativa di tipo linguistico come i chatbot di cui ormai tutti noi siamo, come dire, quotidiani utilizzatori, possa sbagliare e allora bisogna andare a fare delle verifiche, su quello che viene fornito come risultato. Cioè se noi chiediamo effettivamente a un chatbot di darci una prospettiva storica, ormai direi che con quelli attuali non c'è più rischio che sbaglino su così poco, però è bene comunque andare a fare una verifica che può diventare anche una fase di studio per i ragazzi. Grazie professore, adesso invece faccio vedere un'altra storia, visto che ai ragazzi piacciono tanto i fumetti, cosa è riuscito a fare Alessandro Cestaro della scuola del fumetto con questi ragazzini. Vedete, poi ve lo spiego e sentiamo anche il sindaco Germano Racchella cosa dice. Andiamo a vedere.
ubriaco vien la sera, fa la nana bel fantolin, che te sugo il tonisciolin, te lo sugo col me fia, finché il sonno venirà. Nina nana coe vento, dormi adesso sta me sento, sotto il sasso sora il piallanguana te tiene la mano. Nina nana non sta temer, finché canta il fiume nel, se la notte te venirà l'anguana te veggiarà. Ecco, io questi video, questa anguana, ninna nanna dell'anguana, l'ho fatta vedere anche al presidente, al nuovo presidente della regione Alberto Stefani, è rimasto veramente entusiasta, aveva ospite anche Alessandro Cestaro. Sindaco, cosa dice? Guardi cosa riescono a fare, come dice lei, se li intrighiamo, e anche la conoscenza del territorio, la loro storia, la lingua. Prego, Sindaco. Beh, in Veneto noi lo potremmo definire, lo diciamo, questa è tanta roba nello sfruttare l'intelligenza artificiale. Le ripeto, sono convintissimo che l'intelligenza artificiale ci sarà molto utile, ma sono anche un po' preoccupato perché non nego che io ad esempio sono un grafico pubblicitario, molte aziende stanno usando l'intelligenza artificiale sostituendo il nostro lavoro, cioè oramai un logo, un marchio, un catalogo lo fa l'intelligenza artificiale e non la fa più l'uomo, non la facciamo più noi, e per questo molto lavoro è venuto anche a mancare. Dunque dobbiamo avere la consapevolezza che è uno strumento eccezionale, non deve diventare però uno strumento pericoloso, dunque mai sostituire l'uomo con l'intelligenza artificiale. Ma questo non potrà avvenire perché l'uomo non può essere sostituito, è sempre l'uomo che manovra. No, Sindaco, è l'uomo che manovra l'intelligenza artificiale. Il problema è che bisogna sempre a fianco la parola etica, è là il problema. Professore Mondino, come corrisponde, cosa dice anche a questa scuola del fumetto che stanno cercando di guardare avanti? Non c'è niente da fare, ho detto prima che loro volano. Prego, professore. Eccezionale, poi sta parlando a una persona che ama il fumetto, ama i cartoni animati, ama gli anime, i manga, eccetera. Io mi diletto anche della creazione di immagini e video con intelligenza artificiale, ma l'aspetto che trovo molto interessante di tutto ciò è che anche quando sembra che sia lo strumento a prendere in mano, come dire, la decisione, è sempre invece l'essere umano, come diceva proprio lei, perché comunque l'input, l'aspetto, come dire, la guida la dà l'essere umano, e poi è possibile intervenire, nel senso che se quello che l'intelligenza artificiale ha prodotto non ci piace, possiamo andare a spiegare che cosa cambiare, a indicare quali parti, che so, lo stile, i colori, ma anche particolari molto più minuti. Ripeto, adesso non c'è tempo, ma sarei felice di parlarne anche in altre occasioni. Invece, per quanto riguarda il tema dell'intelligenza artificiale e lavoro, ecco, su quello proprio, come dicevo, circa 2 anni fa sono stato invitato in Parlamento a parlare esattamente di quello, cioè come l'intelligenza artificiale generativa potrà influenzare il mondo del lavoro. Se ne parlava, dicevo, già un paio d'anni fa, se ne parla oggi, ma il tema chiave secondo me è quello che già dicevo prima, cioè tutto deve avere un giusto equilibrio. È uno strumento, sicuramente andrà a sostituire alcune mansioni, magari quelle più ripetitive, quelle più prive di capacità specifiche, perché laddove invece sono richieste delle capacità specifiche c'è sempre il rischio dell'errore e quindi è sempre necessaria una supervisione umana. Inoltre io credo che, come tutti gli strumenti, potrà sì togliere qualche posto di lavoro, ma potrà anche farne, come dire, crearne, così come fu per l'internet, che magari rese più complesso il lavoro delle piccole botteghe, ma creò i business, persone che facevano vendita da remoto, eccetera, e poi alla fine anche le piccole botteghe ne giovarono successivamente. Quindi credo che l'intelligenza artificiale sarà in grado di automatizzare, magari persino sostituire alcune mansioni, ma molto plausibilmente ne farà crescere e nascere altre.
Professore Mondino, se lei è d'accordo io la inviterò quando lei avrà proprio il tempo a disposizione, magari il sabato, perché avrei piacere che lei interloquisse con questi ragazzi. Io sono convinta che bisogna che iniziamo a fare questo, è inutile che parliamo sempre di paura, perché il futuro è questo, non c'è niente da fare, stiamo andando da quella parte, loro l'hanno capito, il problema è gestire bene con la parola etica, con la parola sicurezza, con la parola privacy, tante cose che forse qualcuno sta cercando con una superficialità di far vedere solo il lato negativo invece che il lato positivo. Quello che invece sta facendo lei, e i ragazzi fanno le domande, l'ha detto anche lei, sono domande importanti, ecco, che hanno capito l'importanza di questi nuovi strumenti. Come ci saluta, professore Mondino? Beh, le dico intanto subito di sì entusiasticamente, mi fa un regalo se mi fa interagire con i ragazzi. La saluto con una domanda che mi hanno fatto i ragazzi, ma non dirò la risposta. L'intelligenza artificiale conquisterà il mondo? Non le dico la risposta che ho dato. Sentiremo la risposta dei ragazzi. La prossima volta. Grazie professore Mondino. Sindaco Racchella, come ci saluta? Con quale messaggio ci saluta? Sindaco, non ho capito però la sua parte politica, lista civica, da che parte sta, Sindaco? Beh, io sono una lista civica, però sono della Lega. Ecco, perché ha fatto 4 mandati, ho sentito prima. La Lega e sono della Lega, sempre stato con la Lega. È giusto anche dirlo per capire, perché comunque ha fatto 4 mandati. Sì, anzi. Beh, io la saluto nel fare un invito al professore Mondino, che è molto piaciuto, ho avuto il piacere di conoscerlo oggi, che lo invito qui a Cartigliano, in Villa Morosini Cappello, a fare un incontro in merito all'intelligenza artificiale, perché secondo me l'importante è far conoscere anche limiti, ma soprattutto opportunità che questa può dare. Grazie, veramente grazie anche al sindaco di Cartigliano, Germano Racchella, di essere stati con noi. Grazie. Pubblicità. La sera fa la nana bel fantolin che te sugo il tonisciolin, te lo sugo col me fia finché il sonno venirà. Nina nana coe vento, dormi adesso sta me sento sotto il sasso sora il piallanguana te tiè la mano. Nina nana non sta a temer finché canta il fiume. Se la notte te venirà, l'anguana te vegerà. Oh, 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 oh. Fa la nana o bel fioletto che te piego il tuo come seto, lassa fuori al lavador, all'aguasso sull'erba in fior. Dormi, dormi, oh bel putin, come un goto nel sognarin, con la luna sopra il pra, finché il giorno venirà. Nina nana, coe vento, dormi adesso sta me sento, sotto il sasso sopra il pian languana te tiè la man. Sì, anche adesso sonnaque vento, madre siami ancora sento, sempre torno al lavado perché mamma mi resto in cuore. Nina nana coe vento, dormi adesso sta me sento, finché il tempo passerà l'anguana te troverà. No.
io veramente mi emoziono e lo faccio vedere ancora, perché io voglio dire grazie a questi ragazzi, a Alessandro Cestaro che accompagna questi bambini, questi ragazzini, questi ragazzi nella creatività, con i nuovi strumenti che loro sanno adoperare, ma vanno premiati perché c'è un lavoro immenso dietro. Cioè, è grande questo lavoro di sacrificio, di pazienza, di passione, di creatività. Ne parleremo questa mattina e ringrazio con Tommaso Razzolini, esponente di Fratelli d'Italia. È sempre a Bruxelles, per quello non veniva più dalla Mirella, è sempre nei piani alti di Bruxelles. No, salutiamo anche Elena, l'onorevole Elena Donazzan, veramente grazie anche a lei, quando la chiamo è sempre nel pezzo. E saluto anche Benedetta Gatto, che è una volontaria di difesa alle Olimpiadi. Poi sentiremo, buongiorno Benedetta, cosa ci dirà, cosa ci racconterà i giovani, cosa ha provato nel vedere questo video di un fumetto fatto con l'intelligenza artificiale da bambini, da ragazzi. Allora inizierei proprio da Tommaso Razzolini. Vogliamo premiare la creatività, vogliamo supportarla, un po' di soldi magari dall'Europa là, che arrivino anche a queste scuole del fumetto, perché è una scuola del fumetto, forse perché non è appoggiata nella maniera giusta, non riesce a trovare la strada, eppure vedete quanti bravi sono. Prego Razzolini. No, beh, allora, premesso che tendenzialmente i contributi europei passano poi anche per tutte le linee, diciamo, dei finanziamenti della regione, quindi in Europa tendenzialmente si dà più le linee e là siamo arrivati, si decide. Là siamo arrivati. Adesso bisogna comunque valorizzare, ma io ho visto il video, mi è piaciuto molto, sono bravi ragazzi, ma come ci sono tanti belli esempi in Regione Veneto, certo, in provincia di Treviso, di tanti giovani che si impegnano, che si danno da fare, portano avanti con dedizione il proprio lavoro, le proprie idee, le proprie battaglie, ecco, chiamiamole così, insomma, quindi fa molto piacere. Io credo che ci siano delle possibilità, insomma, di trovare anche degli spazi. Io credo anche in Regione, visto che l'esperienza mia è stata lì, ci sono dei finanziamenti che danno una mano a questa creatività, quindi insomma nei giusti, con i giusti canali penso che si possa anche riuscire, insomma, a avere un aiuto, un sostegno. Allora, sentiamo anche cosa ne pensa Benedetta Gatto e poi parleremo anche di volontariato, di difesa. Ecco, vedendo questo video, cosa hai provato? Ti è piaciuto? Sì, mi è piaciuto, non sapevo fosse, appunto, mi ha raccontato lei che è stato creato con l'intelligenza artificiale, sì, da dei bambini. Non ho neanche idea da dove si possa iniziare per creare un fumetto del genere, quindi sarei anche interessata a vedere cosa c'è dietro e quanto lavoro c'è e l'impegno, insomma. E soprattutto la creatività che avete voi giovani, non c'è niente da fare, a parte che ce l'abbiamo nel DNA, perché siamo un popolo di creativi. Gli altri sanno copiare, ma la creatività ce la devono lasciare in tutti i settori. Allora, un'altra cosa, Benedetta, cosa hai fatto alle Olimpiadi? Cosa vuol dire volontaria della difesa? E cosa hai visto, cosa ti ha impressionato, quello che ti è rimasto più impresso di tutto questo ambaradan, tutti i luci, lustrini, di tutto e di più? Là non c'è problema di niente, infatti qualche sindaco si è in crisi, dico va alla cortina per cortesia che là risolverà il problema. Cosa hai visto, Benedetta, e cosa ti ha colpito di più? Beh, allora innanzitutto volontario della difesa siamo stati affiancati all'esercito e quindi chi ha la passione, insomma, dell'esercito, del militare o dell'alpino è sicuramente stata un'esperienza unica e irripetibile, perché sì, è stato molto interessante. Cosa facevi di preciso? Cosa facevate? Durante la giornata, appunto, affiancavamo l'esercito e ognuno aveva il proprio incarico. Io ad esempio ero stata incaricata come snow removal, poi però... Spiega, perché a casa sennò non riescono a capire, perché sai, voi siete pratici, ma abbiamo anche diversamente giovani che devono capire. Vai. Snow removal, ovvero che appunto rimozione neve. Perciò abbiamo fatto anche un addestramento dove ci hanno istruito come ci si comporta in un ambiente di montagna, la neve, come si comporta, insomma, i rischi, i pericoli. E quindi appunto spalavo neve, mi è successo di liberare appunto il villaggio olimpico e quindi ho avuto l'occasione di stare a fianco agli atleti, che penso, cioè, non tutti possono avere, quindi sono stata onorata per questo. E poi oppure facevo i controlli accessi, perciò insieme a un militare mi occupavo di controllare chi poteva entrare, chi non poteva, a seconda dei pass. È un bel mondo sicuramente,
però dentro c'è tante cose da scoprire. Quindi, cos'è che ti ha colpito più di tutto? Quello che ti è rimasto proprio impresso, Benedetta? Beh, sicuramente i valori alpini, perché sono sempre stata affezionata a questo e con questa esperienza si sono consolidati ancora di più. È stato molto interessante. E allora il dopo, ecco, secondo te, perché sei stata accompagnata in un percorso che neppure immaginavi, hai scoperto qualcosa in più di te stessa, ma adesso c'è il dopo, e dopo è là il grande problema, perché tutto bello, tutto importante, però dopo dovete essere accompagnati nel proseguimento di questo percorso che hai fatto. Ti piacerebbe? Mi piacerebbe molto, sì, però è un impegno, sì. Certo. È un impegno in cui bisogna anche dedicare la maggior parte della propria vita, perciò abbandonare quel concetto di famiglia, di stare sempre tutti insieme, di lavoro. Infatti molti volontari hanno chiesto le ferie, c'erano anche alcuni ragazzi che vanno ancora a scuola, perciò hanno dovuto abbandonare per qualche giorno anche la scuola. Quindi sicuramente non è stato semplice da questo lato. Allora, sentiamo anche Razzolini, Tommaso Razzolini cosa dice. Voi sapete, lui è sempre stato nel pezzo con i giovani, buoni esempi, quanti esempi ci hai portato di ragazzi proprio con la loro creatività che hanno aperto delle imprese importanti. Ecco, è stata anche una sfida per loro, molti sono andati a buon fine perché ci credevano, questa passione per certi lavori. Prego Razzolini. No, è sicuramente una cosa bella e positiva vedere che ci sono giovani che con un percorso, perché insomma Benedetta qui lo ha detto, ma effettivamente non è arrivata lì a caso, ma prima ha fatto dei campi di formazione proprio voluti dall'Associazione Nazionale Alpini, quindi ha fatto una formazione e oggi anche lei comunque domani che le Olimpiadi sono finite fa parte della Protezione Civile Alpini, quindi è comunque una volontaria impegnata nelle emergenze in caso appunto di necessità a dare una mano, e questo è un bel messaggio che tanti giovani danno, perché spesso ci lamentiamo, in realtà poi effettivamente fa più rumore un albero che cade che una foresta che cresce. Ci sono tanti esempi positivi dalla quale è giusto prendere spunto, è giusto valorizzarli, è giusto metterli comunque in risalto, perché queste sono le belle persone, i bei giovani della quale dobbiamo appunto prendere esempio. Vediamo se è collegato anche il dirigente scolastico di Vittorio Veneto, Davide Lodesani. Ancora no, mi dicono. Allora andiamo a vedere. Prego. Allora vediamo un attimo anche Tommaso Razzolini, questo video di Pierangelo Curto e poi lo commentiamo. Siamo a Valmareno di Follina con Pierangelo che ci racconterà appunto la sua passione e la sua attività sia nel mondo dell'alimentazione e quindi della cucina, sia nel mondo degli animali con i cavalli e i cani. Sono Pierangelo Curto e lavoro qui nell'agriturismo di famiglia, l'agriturismo La Dolza, e nel weekend principalmente mi occupo di lavorare in cucina, dove trasformo i prodotti che vengono prodotti durante la settimana nell'azienda agricola. Non mi occupo soltanto di cucina, quando posso e che la cucina me lo permette, e vado fuori, faccio escursioni o passeggiate con i cavalli oppure con i cani. Gli animali sono sempre stati con me fin da quando sono piccolo, quindi sono proprio una parte di me, non riuscirei a starne senza, perché rendono tutto veramente più bello. Fin da piccolo ho sempre dato una mano a mia mamma in cucina e lì è nata un po' la passione per i lievitati in particolar modo, e poi con la scuola, con gli stage e anche in ristoranti dove mi hanno permesso appunto di sviluppare questa passione incentrata sui lievitati, ho potuto applicare la tecnica e quindi fare della mia passione un lavoro fatto in modo molto professionale. Dopo l'alberghiera mi sono preso un anno sabbatico per dedicarmi alla cucina e agli animali. Poi mi sono iscritto all'università, ho fatto Scienze e Cultura della Gastronomia e durante appunto questa triennale ho avuto anche la possibilità di fare uno stage all'Osteria Francescana, dove lì ho appunto avuto modo di lavorare con il cuoco che si occupava del pane e mi è aperto un mondo, e da lì è esplosa la passione per quello che riguarda i panettoni e i lievitati prodotti da forno.
Io mi occupo della cucina, abbiamo Denise che si occupa dei vini, è la sommelier della sala, e Josephine che è addetta all'accoglienza. Bisogna avere tanta passione perché ci sono delle mattine che se non c'è quella non ti alzi dal letto. Il messaggio che voglio lanciare è a tutti quanti quelli che hanno una passione di proseguire nella propria passione, quindi magari può essere un'idea trovare qualsiasi modo per proseguirla, perché non esiste una sola strada per arrivare all'obiettivo o comunque a ottenere e fare ciò che piace, ma ci sono diverse strade che ti possono portare a raggiungere il risultato. Questo è sicuramente un bel messaggio positivo per tutta la nostra zona, perché si dà appunto valore a questi giovani che si impegnano, e quindi Pierre, Denise e Josephine sono sicuramente in prima linea per la promozione del nostro territorio, portando avanti comunque una tradizione di famiglia. Vedete quello che mi piace di Tommaso Razzolini? Perché nel pezzo sa l'importanza di mandare questi esempi positivi, ecco, questi sono esempi positivi, e soprattutto avete sentito la parola passione abbinata alla creatività, centrare l'obiettivo, ci sono varie strade. Prego Tommaso Razzolini, cosa diciamo? No, perché questa passione intanto di coinvolgere i giovani? Ma perché io sono giovane, oddio, ormai 35 li ho superati, insomma, quindi non sono più nella fascia delle politiche giovanili, però insomma ho iniziato anch'io da giovane a fare tante attività nel mio comune, in primis, e dopo anche fuori, quindi so cosa vuol dire metterci la faccia, mettersi in prima persona, tirarsi sulle maniche per cercare insomma di fare in maniera che le proprie idee diventino azioni e di creare anche un movimento positivo nel proprio paese. Quindi in quel caso lì, da consigliere regionale, mi piaceva, e credo che sia stata anche una bella idea, di fare questo format dove ogni mese davo possibilità a un giovane che comunque ritenevo, insomma, che personalmente avevo anche stima e mi piaceva come si poneva eccetera, dare uno spazio di visibilità tramite i canali social, e con la tua collaborazione Mirella anche qui a Rete Veneta, perché spesso appunto questi video poi sono stati trasmessi anche qui, proprio per valorizzare le persone che semplicemente si impegnano e ci mettono cuore nelle cose, quindi questo sicuramente è molto positivo, è giusto valorizzarli. Infatti la scorsa settimana abbiamo avuto anche una casara che tu conosci. Sì. Che è venuta qua, esatto, e ha spiegato molto bene anche questa passione. Ecco, sentiamo anche cosa ne pensa Benedetta, la passione, ecco, la passione che mi muove, che vi muove, e soprattutto cercare di far capire che avete tante cose da dire, ognuno, ecco, con la propria storia, con i propri obiettivi. Ecco, secondo te siete ascoltati, siete supportati, oppure fate fatica a trovare spazio nella società per la comunità? Beh, allora sicuramente mi fermo sul primo elemento che ha detto, della passione, che è l'elemento base, diciamo, che può dare una strada. Senza la passione sicuramente non si va da nessuna parte, o comunque l'interesse. È importantissimo che venga lasciato dalla famiglia comunque un percorso, che venga lasciata libertà. Ad esempio il video che abbiamo visto, Pierangelo è mio cugino, quindi lo conosco in prima persona, e sicuramente siamo stati fortunati, come lo sono stata io con l'esperienza che ho potuto fare, che la famiglia lasci il tempo, lasci lo spazio, capisca le proprie passioni, e quindi credo che sia fondamentale. Senti Benedetta, adesso tu hai detto una cosa importante, la famiglia. Prima l'hai nominata un'altra volta raccontando quello che hai fatto, ecco, a Cortina. È difficile staccarsi dalla famiglia, lasciare la famiglia. Come mai qui in Italia si fa così fatica a lasciare la famiglia, le proprie case, le proprie abitudini, i propri cari? Qui abbiamo i trentenni, anche 40 fra poco, sono ancora in casa, mentre nelle altre parti d'Europa a 18, a 17 sono già in giro per l'Europa, nel mondo. Come mai? Cosa c'è secondo te che c'è questo cambiamento culturale adesso in atto, ma veramente fate fatica a lasciare quella che è questo rifugio così protettivo? Personalmente sì, perché sono i primi che mi hanno insegnato i valori che perseguo, quindi personalmente faccio fatica. Però ho tanti amici che invece
sono interessati a fare nuove esperienze, a conoscere altre famiglie, magari facendo ad esempio l'esperienza dell'anno all'estero. Ho conosciuto tanti amici che hanno fatto l'anno all'estero e quello è sicuramente un distacco dalla famiglia importante, perché bisogna andare a convivere con culture differenti. Però c'è questo interesse del conoscere, del sperimentare, e che dopo magari si consolida in una passione, appunto, tornando a quello di prima. Sentiamo anche Razzolini cosa dice, anche in Europa di cosa si parla, questo supporto ai giovani, questi giovani che vogliono essere ascoltati, però fanno fatica a prendere il volo. Anche là bisogna supportarli, ecco, con tantissime cose, dallo sport alla cultura, intrigarli, prego. Vabbè, io posso dire, parlando dei giovani, che ho iniziato comunque da poco questo nuovo percorso, quindi non ho ancora tutta questa visione complessiva di come gira la macchina, ma ho potuto conoscere tanti colleghi, anche più giovani di me, molto bravi e capaci, che si impegnano, che si danno da fare e che sono sul pezzo, quindi mi fa piacere vedere oggi molti giovani preparati. Ovviamente la maggior parte di quelli che sono con me sono italiani, perché ovviamente seguiamo la politica italiana in quel di Bruxelles, i nostri europarlamentari, e quindi sì, si vedono proprio persone che come me hanno fatto la gavetta, ognuno arriva dal proprio territorio, che comunque si sono sempre dedicate, che hanno la politica, la vedono come missione, e quindi questo sicuramente è una cosa bella e positiva. C'è chi la fa in prima linea e quindi il candidato, quello che si candida, che porta a casa i risultati, ma c'è anche quello che comunque lavora dietro, perché a volte non si vede, però se uno è bravo, se un politico oggi è bravo, è anche perché dietro ha una squadra che funziona e che sa lavorare e che sa anche coordinare, quindi alla fine il gioco di squadra è una cosa molto fondamentale che purtroppo non tutti, anche in politica, capiscono. Il problema è che questi giovani, quando aprono queste imprese, io ho avuto sia il presidente Alberto Stefani e anche ieri l'assessore Bitonci, Massimo Bitonci, il problema è defiscalizzare, che è molto importante, sburocratizzare, perché aprire un'impresa in Italia, specialmente da noi, è molto difficile, costa tantissimo, non è possibile. Bruxelles è in Europa non funziona così, è molto più facile, tutto più leggero, più fluibile. Allora anche voi dovete, perché siete là, dovete cercare di capire che sì, ho voglia di fare, ma con quello che mi trovo davanti, i paletti da superare, anche no. Come dice Benedetta, è meglio che stia a casa tranquillo, che faccio quello che faccio, perché tutto costa tanto. I bandi regionali sono veramente incredibili, a volte di una difficoltà enorme. Poi qualcuno ha detto, proprio come imprenditore giovane, devo pagare ancora prima di prendere i soldi per iscrivermi a questo bando, cioè non può funzionare così, l'Europa non funziona così. Ecco, voi come contributo, cosa pensate di fare? Proprio come l'Italia, perché ci siete anche voi, Elena Donazzano è là. Sì, allora, bisogna sempre capire bene, i bandi regionali non sono bandi europei, quindi su questo bisogna fare un po'. Infatti li abbiamo toccati tutti e due. Se in regione è difficile, in Europa non vi dico. Certo, sicuramente non è facile questo, ma ci sono anche uffici preposti che poi sanno accompagnare e dare una mano anche alle imprese, ai giovani, per seguire e portare a casa il risultato. Ovvio è vero che quando, soprattutto in politica, si parla di sburocratizzazione, si rischia di fare l'esatto opposto, quindi forse è meglio anche questo non citarlo, però creare le cose, sì, cercare di essere semplici è la cosa migliore, soprattutto nella macchina dello Stato. Io quello che posso dire è che comunque questo governo in qualche modo sta dando degli incentivi per i giovani, per le assunzioni, si sta muovendo in questa direzione. È ovvio che non può fare miracoli, perché la situazione non è una situazione prosperosa, insomma c'è un'eredità che pesa, però da quello che io vedo, insomma, che posso, insomma, osservare, a parte che io sono schierato, quindi sono in linea con la mia Presidente Giorgia Meloni, ma credo che questo veramente governo stia cercando di dare una mano al mondo del lavoro, alle fasce medio deboli, ai giovani, all'ingresso del mondo del lavoro, quindi questa è la direzione che abbiamo preso e che bisogna portare avanti, perché effettivamente oggi bisogna aiutare questa parte, che è quella che poi fa la differenza
per la tenuta comunque dell'economia in primis e di tutto il tessuto sociale del nostro paese. Benedetta, come vedi tu e anche i giovani la politica? Vi intriga? Ecco, avreste piacere di essere più coinvolti? Come vedi tu come donna, anche come figura femminile? Allora, sicuramente l'ho potuto notare anche durante gli anni di scuola, alle superiori, che vedevo sempre la professoressa di diritto arrabbiata su questo tema, perché i giovani tendono molto a non ascoltare l'aspetto della politica, non gli importa quanto invece dovrebbe importare questo aspetto, e lo si vede forse un mondo troppo distante, troppo adulto. Può essere che quindi non ci sentiamo inclusi in questo mondo, però è da scoprire anche questo. Venite poco intrigati secondo voi? Non si dovrebbe iniziare magari fin da piccoli anche a partecipare a questi consigli comunali di cui adesso qualcosa si sta muovendo? Perché è importante, cioè è difficile a 20 anni intrigarmi, deve iniziare prima a farmi capire l'importanza anche della politica con i buoni esempi, facendomi partecipe. Razzolini ha parlato chiaro, cioè io lo dico a Razzolini ma lo dico anche agli altri politici, non è che dobbiamo scoprire l'acqua calda, è anni che dico ascoltateci un pochino, fateci partecipare. Allora il mondo del volontariato non ha i giovani perché non li abbiamo intrigati, lezioncine in classe, ciao, non abbiamo giovani. Diciamo che giovani. Razzolini fa parte di quella squadra di persone che in questi anni sono riusciti comunque a portare avanti e a far eleggere molti giovani all'interno delle amministrazioni comunali in primis, ma anche provinciali e anche regionali, quindi insomma anche nazionali, qualcuno lo abbiamo eletto dei nostri insomma giovani, quindi nulla contro a chi ha un'altra età, ci mancherebbe, però è bello che il mondo sia anche un po' eterogeneo e quindi di conseguenza vogliamo, e io ho sempre cercato di investire sui giovani. Cioè, per me il problema, anche nelle ultime amministrative mie, non era quanto potessi poi crescere io, ma quante persone più giovani di me potevo portare dentro, perché mi rendo conto che dopo 10 anni in consiglio comunale, in giunta eccetera, per certe logiche già io ero troppo vecchio. Se avessi dovuto seguire le politiche giovanili, effettivamente io ho iniziato a 23 anni e lì conoscevo tutti, perché avendo fatto 7 anni l'animatore parrocchiale eccetera, comunque i giovani li conoscevo, però effettivamente ogni X tempo magari noi non ce ne rendiamo conto, ma dobbiamo invece avere la capacità e la forza di mettere nuova linfa anche nel mondo della politica e dell'amministrazione. Quindi io sono il primo che quando serve faccio passi di lato o comunque mi adopero per cercare di inserire nuove persone, nuovi giovani. Le nuove figure emergenti dei giovani. Allora andiamo a vedere questi dati imprese giovani Marca per capire l'importanza di ascoltarli. Nel 60% dei casi ci sono dei giovani tra i 18 e i 35 anni che vogliono fare impresa. Allora probabilmente bisogna incrociare questi aspetti, bisogna ascoltare i giovani, cambiare l'approccio, farsi dire da loro di cosa hanno bisogno, rispondere ai loro bisogni e metterli nelle condizioni di dare continuità alle imprese, anche alle imprese storiche. Oltre 220 giovani hanno risposto ad un questionario che misurava la loro intenzione o capacità di fare impresa. Il risultato sulla carta dice che 6 su 10 vorrebbero aprire un'attività, specie nella ristorazione, nel commercio o nel turismo, ma incontrano difficoltà enormi come accesso al credito, formazione, burocrazia, problemi che storicamente permangono nonostante bandi e fondi. Ci sono, come è stato detto prima, dei fondi che sono disponibili, però è anche vero che è difficile intercettarli, quindi come è stato prima annunciato ci sarà l'esigenza di rendere il tutto più semplice appunto da accedere, da visionare, e come anche l'intenzione di creare proprio dei prodotti finanziari di microcredito per i nuovi imprenditori. Non solo una mappatura di entusiasmi e frustrazioni, ma anche uno sguardo alle opportunità, provando a dare risposte. Il compito dello studio approfondito commissionato da Ascom proprio grazie ad un bando ANCI.
Poi abbiamo provato anche a dare qualche risposta, quindi provando a mappare quelli che sono i bandi e le opportunità per i giovani, rendendoli disponibili nella ricerca in modo tale che possa essere uno strumento utile. Ma la sferzata d'Ascom è arrivata soprattutto dall'assessore alle politiche giovanili Gloria Sernagiotto, che ha invitato il comparto ad andare nelle scuole a cambiare comunicazione utilizzando linguaggi giovanili o addirittura influencer dedicati. Solo così, dice, si potrà salvare un patrimonio, anche storico, di attività che oggi non trovano nella seconda generazione i continuatori. Assolutamente, dobbiamo cambiare approccio, dobbiamo cambiare comunicazione, anche sistemi, perché noi siamo abituati ma sulla base di una situazione che cambia velocemente e noi non siamo abituati a questa velocità di cambiamento, per cui i giovani vanno ascoltati, non bisogna pensare di andare dai giovani e consegnare un testimone dicendo questa è la strada, bisogna ascoltare e capire qual è la loro strada anche di sviluppo di business, di sviluppo organizzativo, di nuovi modelli, di nuovi mercati e metterle nelle condizioni di portare le nostre imprese in questi nuovi mercati. Razzolini, come commentiamo? Ho recepito il messaggio Mirella, nel senso no. Allora, comunque le associazioni di categoria in primis, insieme ovviamente alla politica, perché poi la politica e la parte legislativa sono quelle che preparano i bandi, preparano le leggi, eccetera. Bisogna poi che comunque oggi chi segue appunto le aziende e le partite IVA dia una mano e sia pronto comunque ad aiutare. Quindi sì, vedo ben venga appunto che Capraro dica questo, bisogna che tutti quanti insieme lavoriamo per metterci a servizio effettivamente di chi ha bisogno, quindi da un punto di vista noi dobbiamo cercare di fare in maniera che chi scrive i bandi, chi scrive le leggi sia più faciliti di più l'accesso al credito, l'accesso al bando e tutto quello che ne è. Poi bisogna che chi oggi rappresenta una categoria sia anche lui funzionale affinché riesca il meglio possibile a dare una mano a chi effettivamente ha bisogno, perché poi alla fine le aziende e gli imprenditori si appoggiano giustamente ai loro sindacati. Anche perché abbiamo sentito valanghe di parole, adesso bisogna agire però, perché dei progetti ce ne sono, la volontà di fare l'abbiamo sentita anche, ma se non c'è il supporto non si va da nessuna parte. Allora ringraziamo Tommaso Razzolini che lascerà il posto al dirigente scolastico Davide Lodesani e andiamo a vedere un'altra bella storia di un altro ragazzo, andiamo a vedere Nicola Damin. Siamo qui con Nicola Damin, che appunto ha avuto fin da piccolo questa passione della musica e poi dalla sua passione è nata proprio una vera e propria attività lavorativa. Insomma, oggi è un maestro e le insegna ai ragazzi giovani nelle scuole, ma non solo, insomma anche suona all'opera, quindi questo è sicuramente molto importante. Sono Nicola Damin, ho 27 anni e sono un musicista. La mia passione per la musica inizia alle scuole elementari con la chitarra classica e prosegue alle scuole medie di indirizzo musicale di Valdobbiadene. All'età di circa 12 anni mi sono affacciato alla realtà bandistica del mio paese e venni subito colpito da uno strumento in particolare che si intravedeva laggiù in ultima fila ed era appunto il trombone, uno strumento senza tasti né pistoni o cilindri dalla magnifica cantabilità. Fu subito passione, tanto che la settimana successiva decisi di iscrivermi ai corsi organizzati dalla banda municipale di Segusino. Durante le scuole superiori ho deciso di iscrivermi al Conservatorio di Musica di Castelfranco Veneto nei corsi preaccademici, proseguendo poi con il triennio ed il biennio accademico, percorso che ho concluso nel 2021. Parallelamente al biennio ho frequentato un corso di alto perfezionamento presso l'Accademia Nazionale di Santa Cecilia a Roma sotto la guida del maestro Andrea Conti e in seguito sono stato ammesso all'Accademia del Teatro alla Scala di Milano. Continuo ancora a perfezionarmi seguendo masterclass e corsi di approfondimento, anche perché credo che la volontà di migliorarsi e la continua ricerca siano requisiti fondamentali se si vuole avanzare come professionisti, anche attraverso l'utilizzo di buone abitudini che si affinano con il tempo e la dedizione per il proprio strumento e lavoro.
Quando è uscito il bando di concorso per insegnare nei conservatori di Adria, Trieste e Castelfranco Veneto, ho visto l'opportunità di un sogno realizzarsi. Ho sempre visto l'essere musicista come una persona che quando suona emoziona, e per emozionare devi emozionarti, pur mantenendo il controllo e la parte razionale di te. Ho sempre pensato allo strumento come un prolungamento di una parte del corpo, un mezzo attraverso il quale ti esprimi. Un artista libero dalle catene della tecnica, volto ad esternare ciò che di più intimo custodisce in sé. Questo è quello che significa per me la musica e quello che vorrei trasmettere in qualità di docente, o forse meglio dire compagno di viaggio, ovvero quella figura che riesce a trasmettere la libertà di esprimere che cosa significa per ognuno di noi la musica. Insieme ad altri insegnanti stiamo cercando di promuovere dei progetti nelle scuole elementari e medie del territorio, permettendo così ai ragazzi di conoscere i nostri strumenti e trasmettere la passione per la musica anche attraverso il gioco e il divertimento. Ed è un messaggio anche ai tanti giovani delle scuole elementari, delle scuole medie che magari sono appassionati o anche solamente curiosi di provare a suonare uno strumento, e quindi un invito a andare nelle loro bande cittadine che nel nostro territorio comunque ci sono, e questo sicuramente sono delle belle associazioni che danno vita e calore anche ai nostri comuni per cercare di provare lo strumento e partecipare. Ecco, chissà che l'insegnamento di Nicola e la sua passione possa essere contagiosa anche ad altri ragazzi. Trovate qualcosa in cui valga la pena investire le proprie energie ed il proprio tempo, la fatica e l'impegno prima o poi vengono sempre ripagati. La musica è un punto di aggregazione e non certo di solitudine, e questo sicuramente è un messaggio molto importante e positivo. Allora sentiamo il messaggio che ha recepito il dirigente scolastico Davide Lodesani per capire l'importanza di ascoltare questi ragazzi. Loro stanno, come dicevo prima, prof, stanno volando e noi siamo fermi, continuiamo a parlare, loro devono ascoltare. Dovremmo forse, come dice il professor Gerosa, girare la piramide, mettere loro al primo posto e noi all'ultimo, e lasciare che loro riescano a esprimere quello che vogliono dire. Prego. Inizierei però da un ringraziamento, perché si parla tanto di scuola, si parla anche tanto di giovani, però forse troppo spesso di scuola si lascia parlare e ne hanno tutto il diritto, giornalisti, opinionisti, politici, amministratori, pedagogisti, sociologi, medici, e poi si lascia un pochino troppo forse nell'ombra chi scuola la fa, chi esce dall'aula semmai per venire a dare la propria testimonianza, e chi in aula o nelle immediate vicinanze, quelle della presidenza, tornerà. Quindi un ringraziamento particolare, perché forse riprendendo le parole e l'immagine dell'ospite che mi ha preceduto, di Tommaso, tra l'albero che cade e fa molto rumore e la foresta che cresce, grazie perché lei oggi ha dato voce e ascolto non all'albero che cade, ma alla foresta che silenziosamente cresce ogni giorno in migliaia di aule, con centinaia di docenti che fanno il proprio mestiere, la propria professione, qualcuno dice no, una sorta di vocazione in aula, e di questi giovani che crescono. Sono loro la nostra foresta che silenziosamente lei ha dato voce, e quindi non posso che partire da questo ringraziamento. Anche perché quando ai giovani e alla scuola si dà voce, non escono fuori soltanto le vicende da cronaca nera. La scuola non è soltanto il genitore che entra e malmena il professore, non è quel luogo dove bisogna necessariamente mettere i metal detector, non è dove ci sono gli atti di bullismo ed eventuali sviluppi tragici. La scuola non è questo, non è essenzialmente questo, ma è altro, essenzialmente altro. È anche il luogo di belle esperienze, due delle quali sono contento, dando appunto voce ai nostri giovani e alle iniziative che la mia scuola, ma come tante altre, stiamo mettendo in campo proprio per, è troppo retorico dire assicurare loro un destino migliore?
però a noi piace pensare questo. Sentiamo anche come commenta Benedetta le parole del professore, ecco, che fa capire l'importanza della scuola. Tanto è vero, professore, lo dico anche a Benedetta, che quando abbiamo avuto quegli anni terribili con la pandemia, ma guarda te dove abbiamo trovato i ragazzi fuori dalla scuola. Chi avrebbe mai immaginato? Ecco, che i ragazzi vogliono stare a casa, vogliono andare in vacanza. Poi la pandemia ha dimostrato dove loro vogliono trovarsi, che è la scuola, è là il centro del mondo per loro, è là che c'è l'aggregazione, è là che c'è l'ascolto, loro si parlano tra di loro e noi facciamo fatica perché non li ascoltava nessuno. A questo punto ha detto: allora cosa vale la pena? Benedetta, cosa vuoi dire? Le parole del professore, che loro ce la stanno mettendo tutta, non tutti, professore, attenzione. Io non devo essere fortunato però ad avere quella scuola e quegli insegnanti, io devo avere quello che mi aspetta di diritto, crescere bene. Cosa dici, Benedetta? Sì, credo che la scuola sia fondamentale per poter crescere in una maniera adeguata e poter anche perseguire i propri sogni. Cioè la scuola insegna quei valori per poter andare avanti poi nella vita in generale. Si vede sicuramente la differenza da chi ha interrotto magari il percorso scolastico e chi, non dico che è semplice perché non lo è stato neanche per me, è stato un percorso molto tosto, però ho continuato con tenacia perché capivo che nonostante fosse difficile mi avrebbe potuto permettere un futuro migliore. E sì, ci saranno sempre quegli ostacoli in mezzo ai piedi, quelle cose che ti dicono no, non ce la faccio più, preferisco le peggio cose piuttosto di andare a scuola, però sicuramente si vede la differenza. Allora, grazie Benedetta, sei stata chiarissima. È tosta, però devo farcela. Se devo fare questo è perché poi il percorso mi darà ragione a quelli che me lo fanno fare, che sono i miei insegnanti. Io devo credere a loro, a quello che mi dicono di fare. Andiamo a vedere la professoressa Vincitorio invece cosa ha fatto con questi ragazzi. Una didattica diversa, una didattica intrigante. I ragazzi leggono Dante e l'amore e hanno fatto tutto con l'intelligenza artificiale. Guardi, professore. Nessun maggior dolore che ricordarsi del tempo felice nella miseria, e ciò sa il tuo dottore, ma sa conoscere la prima radice del nostro amor. Tu hai cotanto affetto, dirò, come colui che piange e dice: noi leggevamo un giorno per diletto, di Lancillotto, come amor lo strinse, soli eravamo e senza alcun sospetto. Per più fiate gli occhi ci sospinse quella lettura e scolorocci il viso, ma solo un punto fu quel che ci vinse, quando leggemmo il disiato riso esser basciato da cotanto amante. Questi, che mai da me non fia diviso, la bocca mi basciò tutto tremante. Galeotto fu il libro e chi lo scrisse, quel giorno più non vi leggemmo avante. Paolo e Francesca sono i due personaggi più celebri del canto quinto dell'Inferno, una coppia la cui storia d'amore continua ad essere ancora oggi tra le più struggenti. Allora, professore, cosa diciamo a questi ragazzi che imparano la storia, la raccontano, la vivono e la sapranno per sempre, se la ricorderanno? Non è una cosa sfuggente, perché è stato fatto da loro, si sono emozionati. Avete sentito con quale trasporto raccontano, la tonalità? Prego, professore. Questo è il banco di prova più difficile, perché i giovani possono fare tanto, possono fare meglio, soprattutto laddove c'è l'utilizzo di nuove tecnologie che noi possiamo apprendere, ma sempre con un pochino di fiato più lungo. E invece potrebbero fare tanto, possono fare tanto, vanno però interessati, ingaggiati, coinvolti. Spesso diciamo che più di tante lezioni frontali o in altre maniere vale l'esempio. E ahimè, se manca questo,
il coinvolgimento, il dire è bella la Divina Commedia quando poi andiamo in classe e la insegniamo svogliatamente, sicuramente il messaggio che diamo è tutt'altro. Sentivo con grande sollievo le parole della giovane amica quando diceva che anche quelle fasi toste vanno affrontate perché poi portano frutto. È una delle cose che dico più spesso quando, in genere, quando si va dal preside non è per essere sempre elogiati e dico l'importante è che tu mi creda in questo momento, perché altrimenti dici ma questo che vuole? Che tra 10-15 anni mi potrai dare ragione. Quello che adesso è uno studio che non ti dà senso, perché semmai pensano di avere i guadagni facili con qualcosa di online, bitcoin, il trading, ecco, tra 15-20 anni mi piacerebbe tanto ritrovarci noi per le vie, io invecchiato, tu nel pieno della giovinezza, e che semmai mi dici grazie professore anche per quel rimprovero di quel giorno. Quindi ecco, è vero, a volte se ne rendono conto un pochino tardi, sta a noi con l'esempio, con la lungimiranza, riuscire ad essere credibili. Benedetta, cosa vuoi aggiungere a quello che ha detto il prof? Sì, se tornassi indietro e se ci fosse qualche professore che mi sta ascoltando, non avrebbe mai pensato che io potessi dire una roba del genere. Però me ne sono proprio resa conto dopo, quando sono uscita con la maturità, e col tempo che passa, a settembre che non tornavo più a scuola, mi sembrava strano. Però purtroppo se ne rende conto dopo. La professoressa che più odiavamo si è rivelata quella più dolce, quella che ci teneva di più a noi. L'ho sentita anche di recente, sempre lì che mi sostiene con questa cosa dell'alpino, dell'esercito, nonostante mi abbia sgridato molte volte, però la ringrazio ancora adesso perché mi ha servito tanto. Questa figura femminile che capiva l'importanza. Vede professore, io sono molto perplessa questa mattina e poi vorrei sentire sia lei che Benedetta. Allora ho letto che questi bulletti che sono stati presi dovranno fare dei percorsi di recupero portando a spasso i nonnini, andando a trovare i nonnini nelle RSA. Qualcuno dirà, eccola qua Mirella, io sono convinta che stiamo sbagliando tutto. Vanno in vacanza loro, Io li ho visti, cioè, qual è il problema? Non è il caso forse, professore, che questi soloni che sanno tutto hanno deciso loro di far capire che forse devono fare più scuola, devono andare più a scuola, imparare di più, impegnandoli di più, poi magari alla fine della scuola il genitore va a prendere, il genitore li porta magari a fare sport, fare volontariato anche nel mondo dello sport, perché mi sembra che qua qualcuno non abbia proprio capito niente. Cioè, per cercare di far capire a questi ragazzi che hanno sbagliato e che il percorso della vita, come dice e l'ha spiegato molto bene Benedetta, è tosto, anche nella scuola, io sono convinta che non ci siamo proprio, non so, qualcuno dirà no, bisogna mettere assieme, sì ma dopo però. Prima scuola, poi sport e forse anche mezz'oretta dopo vai dal nonno magari insegnargli ad operare il cellulare. Ma che mi si venga a dire che il recupero viene fatto e lei sorride mi viene da piasa, perché veramente, cioè, l'ho detto, sa chi di dovere, non creda professore che non gliel'ho detto. Ma non è questo il percorso, ma lo stanno dimostrando, lo sta dimostrando quel ragazzo che ha colpito quella signora di una certa età, 14 anni, ecco, perché l'ha derubata, se ne è infischiato altamente dell'età che poteva essere la propria nonna. Non è forse che qualcuno non riesce a capire, come quel papà che ha chiamato professore, che mi ha detto mio figlio è stato punito perché ha sbagliato all'interno della scuola e me lo trovo a casa sul divano. No, mio figlio deve andare a scuola di più, ancora di più di prima, non sul divano a non far niente. Capisce che qualcuno sa o che non ascoltano, non che hanno capito niente con tutti i messaggi che anche voi state dando. Lo so che la scuola non può fare tutto, ma l'educazione sì, famiglia e scuola non è che la possa fare il nonnino in sedia a rotelle, l'educazione. Per carità diventerà anche più buono, però non so. Cosa ne pensa, professore, di questo mio pensiero? Impegnativo. Sì. Allora, un passo indietro.
noi come scuola abbiamo anche una parte di, non mi piace il termine punizione, lo utilizzo, ma ne vorrei, diciamo, di altro mezzo educativo di fronte a casi di comportamenti particolarmente scorretti. Quindi abbiamo le note fino alla sospensione. Le sospensioni sono state normate in maniera diversa dal DPR 134 2025, recentissimo, che prescrive per le sospensioni da 3 giorni in su, quindi o perché si vanno a colpire degli atteggiamenti recidivi o a sottolineare o di particolare gravità, che venga previsto appunto un percorso di latamente educazione civica, di attività fatte presso delle strutture esterne. Questo è quello che stava rilevando. La finalità è quella di fermarci un attimo, dire c'è qualcosa che non funziona, in questo momento il tuo comportamento è problematico all'interno della comunità scolastica o della tua classe, e quindi si riparte un pochino forse dai fondamenti con un comportamento che può essere corretto, che può essere civicamente impegnato, che può essere anche one to one con un tutor, e quindi mettiamo proprio sotto attenzione questi tuoi comportamenti. Il problema è che la finalità è opportuna, evitare il ragazzo che, perché si comporta male a scuola, noi diamo la sospensione pensando di fare bene e invece se ne sta sul divano. E questo viene evitato, soltanto che ciò che andiamo a proporre in alternativa probabilmente va messo meglio a regime. Ripeto, è qualcosa anche di relativamente nuovo. Le scuole potrebbero anche aver bisogno di risorse interne, perché potremmo noi stessi tenere questi ragazzi per un percorso in quei 3 o 4 giorni alternativo, dove riflettono su quello che hanno fatto, sul perché non avrebbero dovuto farlo, ed eventualmente fanno una relazione di queste loro riflessioni nella stessa classe dove hanno fatto quell'atteggiamento sbagliato. Fra l'altro è una modalità di esecuzione delle sospensioni che alla Città della Vittoria abbiamo attivato con, perlomeno apparentemente, dei buoni risultati, perlomeno una buona accettazione da parte di coloro che ne sono stati coinvolti. Benedetta, cosa dici? Sia quello che ho detto io e quello che ha detto il prof. Sono d'accordo con quello che ha detto lei, non credo che andare a occuparsi degli anziani possa far capire a loro quello che sbagliano o farli capire che fanno parte di una comunità con delle regole, diciamo, delle norme sociali comunque. Sì, io so che la mia scuola proponeva il fatto di non sospendere e lasciare a casa, ma di introdurli magari all'interno insieme ai bidelli, ai collaboratori scolastici, oppure in segreteria, ad aiutarli a sistemare qualche carta, però delle volte è servito sicuramente, perché comunque vederli con delle spugne in mano, dei guanti, sicuramente abbassava il loro livello di egocentrismo, però non sempre può servire. Io sostengo quest'idea del volontariato. Certi genitori l'hanno capita che può essere utile. Ho fatto i campi scuola nazionali e sono stati inseriti dei ragazzi, anche da lontano, insomma da tutta Italia, però erano obbligati dai genitori, perché ormai disperati della situazione credevano appunto che potesse migliorarli. Ma non è servito a niente, perché comunque loro credono di poter essere al centro del mondo, di poter fare quello che vogliono, ma perché non andando a scuola, non imparando quello che la scuola gli vuole dare, non riusciranno mai ad ottenere dei successi anche con il volontariato, perché non gli importa. Guarda Benedetta, io ti ringrazio per le parole che hai detto, anche in supporto a quello che ho detto io. Io parlo molto con loro, non so perché, ma ho sempre parlato con loro. Loro un po' alla volta si aprono e mi parlano e non capiscono niente. Mi ricordo proprio quel ragazzo che il famoso Maranza, non so chi che ha inventato questo nome, cioè che mancava anche a questo, cioè ogni tanto l'etichetta subito, beh non importa. Ecco, uno di questi gli ho detto, ma guarda che bello, come sei vestito bene.
Lui mi guarda e fa, come? Che bello, guarda che pantaloni che hai. Fa, me li sono disegnati io. Ma dai, ho detto, ma sei anche un creativo? Mi piace tanto la moda. Ah sì? Peccato, mi dice, che sia solo lei che me l'ha detto, che stamattina la prof mi ha detto, ma vai a cambiarti, guarda come sei vestito. Cioè, capisce che basta un niente, perché perdiamo questo ascolto, questo ragazzo che pensa di aver fatto la cosa più bella, va a scuola, creato da lui questo pantalone, questa maglietta, e la prima cosa che sente, vai a casa a cambiarti, guarda come... Capisce, prof, che non ci siamo, ma anche se lo pensi, dico io, tientelo per te. Ma perché vai a umiliarlo davanti a tutti? Ma perché vai a umiliarlo davanti a tutti? Sai già che è un ragazzo problematico, lo sai, perché voi li vedete. Io ho avuto quel professore che ha detto ogni mattina noi è come se salissimo sul Monte Bianco, vediamo tutto, vediamo quello che ha problemi, quello che invece è tranquillo. Sta però a noi decidere se vogliamo scendere dal Monte Bianco e capire dove andiamo a parare e con chi. Il problema, ha detto, che molti miei colleghi non lo fanno. È un impegno, è una paura, non lo so, però è quello che dico io non devo essere fortunato, io devo avere quello che mi aspetta di diritto, come dice Benedetta, imparare. Solo con la cultura, con l'arte, con la bellezza, con la gentilezza riusciremo a far diventare grandi questi ragazzi. Già ne abbiamo pochi, prof. Se non ascoltiamo neppure quei pochi che abbiamo, prego, prof. Prima un approfondimento, abbiamo nominato 2 volte i genitori, sono importanti. Qualche detto solone, sì, eventualmente qualche solone dice fuori i genitori dalla scuola. Io forse dico anche più genitori a scuola, ma genitori che siano genitori, non che facciano i picchiatori o che facciano gli avvocati, diciamo, prezzolati dei loro figli. Chiusa questa parentesi, ma genitori dalla nostra parte e che ci aiutano in quest'opera educativa H24 ne avremo bisogno e lasciamo loro le porte aperte. E per quanto riguarda questo ascolto ai giovani, ecco, non c'è soltanto la sospensione e quindi in realtà un non ascolto. Ho rilevato che tu ti comporti male, che cosa faccio? O ti escludo dalla comunità o ti faccio fare altro che sia più o meno efficace, ma sono possibili anche altre vie, alcune anche innovative, per esempio l'apertura di un'aula di mediazione. Quando ci sono dei conflitti, perché spesso i comportamenti sbagliati, violenti, da bullo contro i compagni di classe, a volte o spesso contro i più deboli, tradiscono un disagio, una qualche motivazione e quindi va bene bloccare il comportamento, ma anche come ogni buon medico che insieme ai sintomi andrà a curare anche le cause. Quindi abbiamo pensato al Città della Vittoria, dopo 3 anni di formazione dei ragazzi e dei docenti, ad un'aula dove il setting è anche un po' diverso, abbiamo dei poster, un divanetto, dove quando ci sono questi contrasti, e il contrasto è anche quando c'è da una parte un grave atto di maleducazione, di oltraggio, e metterli uno di fronte all'altro e dire come prima cosa provate un po' a scambiarvi. Se qualcun altro avesse fatto nei tuoi confronti quello che tu hai fatto al tuo amico, che cosa avresti pensato? E anche quello è un fronte nel quale siamo impegnati, perché non serve soltanto o reprimere o cercare di eliminare il comportamento, ma cercare che chi ha fatto quei comportamenti, capendone semmai quanto erano errati, possa essere lui stesso un alfiere di buoni comportamenti. L'aula di mediazione. Più chiaro di così, professore, io penso che anche Tommaso Razzolini sta ascoltando, riferirà anche a Elena Donazzan, lei si è occupata anche di scuola, sa perfettamente di formazione, di cosa stiamo parlando. Il problema è che bisogna investire sui giovani, e investire sui giovani vuol dire investire nelle scuole, nelle politiche giovanili, è là il grande problema, perché per fare questo e quello che ho detto io ci vogliono più risorse, c'è niente da fare, e là la politica deve intervenire, perché loro sono stati chiari. Benedetta, come ci saluti? Con quale messaggio?
Mi è piaciuto molto questo dialogo che abbiamo avuto sui giovani, perché spesso si tende a generalizzare tanto. I giovani sono tutti così, i giovani sono tutti maranza, perché si vedono quei maranza, quei coltellini in giro per Milano. Però penso che siano i primi, come ha detto il professore, che hanno più voce da tirar fuori, che non sono mai stati ascoltati e che sicuramente anche col complimento che ha potuto fare lei dei pantaloni, che sono belli, sicuramente gli ha cambiato la sua visione del futuro. Ne sono abbastanza convinta. Quindi ecco, l'unico messaggio che vorrei dare è ascoltare di più i giovani, che hanno tanto da raccontare, e questo sicuramente con tutte le esperienze che ho fatto me l'hanno insegnato, è un messaggio che mi è stato insegnato in modo particolare. Grazie veramente tante grazie per quello che hai detto, Benedetta, parole semplici però parole profonde, e soprattutto la parola ascolto. Questo è quello che riusciamo a capire questa mattina ascoltando i ragazzi. Grazie a Benedetta Gatta, volontario di difesa alle Olimpiadi, ma non solo, ecco, con un futuro veramente molto bello secondo me, perché lei ci crede al suo futuro. Prof, come chiudiamo? Con quale messaggio? Che la scuola salverà il mondo? Ah sì, sono convinta. La scuola che sia una vera scuola dove si vada con il sorriso sulle labbra, che quando c'è un rimprovero, è una cosa che mi viene di dire quando, ahimè, a volte sono costretto a farli, forse dispiace più a me che a te. Ecco, che si capisca che più che un rimprovero è un grosso incoraggiamento e un grosso consiglio a fare in maniera diversa. Quando saremo tutti, come dire, sintonizzati su questa tonalità, allora ecco, avremo più chance di avere dei giovani che stanno bene a scuola, delle scuole che non avranno bisogno di sospensioni o di metal detector o di altro, e una maggiore occupazione, un territorio più ricco e fiorente, ed è quello un po' che speriamo tutti. È quello che stanno facendo anche a casa, professore. Adesso ascoltano molto, sono molto attenti, non sentono, ascoltano, che è diverso, un po' alla volta anche con situazioni anche molto difficili, dalla lirica all'opera. Ecco, io li invito ad ascoltare, e quello che veramente hanno, perché appunto l'audience è quello, vuol dire che sanno ascoltare, hanno capito l'importanza dell'ascolto anche a casa. Perciò grazie, veramente grazie. E adesso andiamo in pubblicità. Allenare il buon umore, titolo del nuovo palinsesto culturale delle biblioteche cittadine all'insegna di avventure, scoperte e meraviglie, con autori e lezioni divulgative, attraverso letteratura, scienze sociali, attualità, sostenibilità, musica, arti e nuovi immaginari. Al centro c'è lui, il libro, inteso come punto di partenza per aprire dialoghi, stimolare domande e costruire senso. Leggerezza e tanti consigli utili alle persone che ci seguono per il benessere quotidiano. Quindi appuntamenti che riguarderanno la musica, riguarderanno la letteratura e tanti format per ogni gusto, per tutti i nostri appassionati utenti. 50 incontri diffusi per oltre un anno di programmazione, dal prossimo marzo fino a giugno 2027. Un progetto unitario punta a rafforzare il ruolo delle biblioteche come luoghi di aggregazione, benessere sociale e formazione. Gli eventi si svolgeranno nelle sedi della rete biblioteche Vezze di Mestre, Carpenedo Bissuola, Marghera e San Tomà a Venezia. 4 gli appuntamenti alla Vezze di Mestre a Villarizzo sul benessere e la qualità della vita, un invito a rallentare attraverso la filosofia e la saggistica contemporanea. Si comincia giovedì 5 marzo dalle 18. Noi possiamo già anticipare quelli che saranno gli appuntamenti della rassegna. Il primo appuntamento è con Mauro Tamburini e quindi delle bozze non corrette, imperfezioni, ironia e sguardo critico nel presente, per poter quindi affrontare meglio la nostra quotidianità. Allora, in attesa che arrivi l'ospite, è un contrattempo purtroppo, ma siamo anche in ritardo. Ho visto che l'ascolto è molto importante, voi lo state facendo. Ho pensato bene di continuare questo dialogo che abbiamo fatto con un insegnante,
col professor Davide Lodesani e soprattutto anche con una ragazza giovane, questa ragazza che è Gatto Benedetta, che ha fatto capire l'importanza di essere ascoltati, di poter parlare, di essere intrigati, ecco, di percorrere anche nella vita che è molto tosta. La vita ti mette con le spalle al muro molto giovane. Io penso che già il bambino a 6 anni comincia a capire che forse non tutti i genitori, ma questo genitore non l'ascolta. Tanto è vero che io dico sempre a Benedetta, e lo dico anche al prof, che il bambino la prima cosa che chiede è perché, perché è curioso. È curioso, vuole capire, vuole comprendere e basta, è uffa. C'è questa perdita anche di pazienza da parte di non ne posso più. Ma lui sta crescendo in un mondo che per lui è un mondo meraviglioso, pieno di colori, di cose, di parole. Ecco, prof, ma questi perché? Mi sembra che ormai diamo, eccolo qua, prendi il telefonino, gioca. E lui comincia già, tanto è nato col telefonino in pancia, cosa fa? Gioca. Poi ci lamentiamo se a 14 anni poi fanno quello che fanno. Strumenti, volano con gli strumenti, avete visto cosa riescono a fare con l'intelligenza artificiale. Allora, questo perché? Che anche Benedetta l'ha detto, perché devo fare questo? Perché è un insegnamento. Devo ascoltare l'insegnamento, ma voi lo spiegate perché date questi compiti? Prego, prof. C'era un servizio sui libri, ha sfondato una porta aperta. Io ho anche una formazione umanistica, quindi i libri sono un po' come la coperta di Linus, probabilmente ce n'è anche uno in borsa, ne avrei scritti anche un paio, ma e forse la risposta a quei perché c'è in quei libri. E però i ragazzi di età anche sempre più piccola, se vedono che i genitori quei libri li snobbano e che nelle librerie c'è soltanto spazio per qualche soprammobile o per qualche vaso da fiori, non li certo convinceremo a leggere. Eppure in quei libri c'è la capacità di informarsi, di pensare, di sviluppare quel pensiero critico, perché quando andiamo in biblioteca il libro ce lo scegliamo noi, tutt'al più consigliati da qualche bravo professionista, e non è la risposta preconfezionata dell'intelligenza artificiale, che diventa un pericolo, così colgo anche quel filo rimasto in sospeso, che è un pericolo quando va a sostituire la formazione critica, quindi dal verbo la capacità di giudizio, perché ci deve dire delle cose che noi bene o male siamo in grado, per la nostra formazione libera, di dire mi convincono, non mi convincono, e gran parte delle risposte a quei perché è nei libri, bisogna andarli a cercare lì, i nostri amici silenziosi sempre a portata di mano, che però ecco, riuscire poi a far leggere ai ragazzi quando noi come grandi nei momenti liberi, anche noi sul cellulare, semmai a giochicchiare o altro, mi sembra difficile, quindi partiamo con i buoni esempi. Benedetta, cosa vuoi aggiungere? Aggiungo che a scuola siamo sempre stati obbligati a leggere, quindi con l'obbligo di leggere un libro, preparatevi che fra 2 mesi c'è la verifica, che vediamo se avete letto veramente il libro. Già io, partendo di per sé che non ho mai letto da piccola, quindi mi ritrovavo a leggermi questo romanzo rosa, un libro grosso così, cioè io arrivavo alla 15ª pagina, dovevo ritornare indietro perché non mi ricordavo cosa era successo. E difatti dopo scuola, quando non avevo più questi obblighi, ho iniziato a leggere. Cioè sembra assurdo, però l'importante è essere sempre coinvolti e non essere obbligati. E far scoprire, perché sono d'accordissimo del fatto che i libri insegnano. Però bisogna capirlo prima di obbligare una persona a leggere un libro. Allora, io non so se faccio bene o male, lo chiedo anche al professore. Io ho avuto questa professoressa, Silvia Pascale, una dirigente scolastica, che mi ha portato questo libro che ha scritto, Il viaggio di mamma Teresa. È la storia di questa mamma che cerca di portare a casa le spoglie del figlio, ritrovare quella che è la sua vita, con tante difficoltà, con tanti sacrifici, e parte per questo viaggio
immenso, che non sa dove la porterà, cosa troverà, ma lei a tutti i costi vuole capire dove è andato suo figlio e se riuscirà a portare a casa qualcosa di quello che rimarrà. E ho iniziato a leggere ogni mattina dei brani di questo libro. Loro sono attenti, ascoltano, questa grande famiglia che mi guarda, perché penso che dobbiamo coinvolgere, come ha detto Benedetta, anche con la lettura, iniziare a leggere, iniziare ad ascoltare. Siccome l'ascolto penso che tutte le mamme dovrebbero avere, perché questa mamma Teresa ha capito da sola, la foto la dice lunga, no? In tempi veramente difficili intraprendere un viaggio, perché lei sa l'importanza di ritrovare anche magari le spoglie del figlio e riportarlo a casa, sapere dove è andato il figlio, cosa ha fatto, cosa è successo. E sto leggendo questo libro. Faccio bene, prof, secondo lei, a cercare di far capire l'importanza della storia leggendo, però, non andando su internet, raccontando questo racconto struggente di mamma Teresa. Prego, prof. Se lo racconta così bene, la invito a raccontarlo in classe ai miei ragazzi. Sì, sicuramente, perché ci ha dato l'idea, anche a me ha fatto venire l'interesse di andarlo a vedere, quindi ha fatto quel cortocircuito per cui non si obbliga a un altro insegnamento, oggi sono io che ne devo avere e ricevere, soltanto a leggere. Forse in mezzo ai libri che noi consigliamo ci dovrebbe essere: mi porti tra una settimana, 15 giorni, il libro che vuoi tu, che ti è piaciuto, di cui ti piace parlare. Credo che questo sarebbe un ottimo inizio. Quindi vedere che noi stessi crediamo in quello che facciamo e dare spazio, perché se sono importanti i libri che piacciono a noi, è sicuramente importante anche dare voce, dare ascolto ai ragazzi che possono portare altri libri, altre letture, altre tematiche, e invece in questo potrebbe rischiare la scuola di essere un po' rigida. Per questo la inviterò. Benedetta, secondo te questo libro che io con brevissime parole ho cercato di spiegare potrebbe coinvolgerli? I giovani sarebbero interessati a capire cosa vuol dire essere mamma, cercare il figlio? A voi la guerra fa paura? Ecco, voi non volete sentir parlare di guerra. Io sento voi, quando vi ascolto, solo di pace. Io non sento ragazzi che amano la guerra. Io devo ancora sentirne uno, e sì che cavolo, ne ho sentite di ragazzi. Ma soprattutto capire cosa è stato il passato di queste figure femminili che conosciamo pochissimo. La figura femminile nei libri di storia durante le guerre è emersa molto poco. Prevale la figura maschile, l'uomo, ecco qua. L'uomo appare, mentre pensiamo a quante donne hanno lasciato la loro vita per difendere la patria, per salvare i loro uomini, i loro figli. Cosa hanno fatto? Non conosciamo neppure i nomi. Qualcuno. E poi quella partigiana che ho sentito che ha detto: sai Mirella, quando noi non ci saremo più sarà difficile, perché io vado nelle scuole a raccontare quello che ho vissuto, però non riesco a intrigare i giovani, perché loro non hanno vissuto quello che ho vissuto io. Sì, ascoltano, ma non possono capire quello che è successo. Noi l'abbiamo provato, loro no. Non posso farglielo capire, bisogna provare bene per capire. Però io gli ho risposto: sì, però lei li ha emozionati. Quando lei ha parlato, lei li ha emozionati. Io li ho visti che erano emozionati, tanto è vero che quando vi portano non in gita turistica, ma a fare percorsi culturali importanti, magari su questi campi di concentramento, io vi ho visti piangere. Io non li ho qui, ma ho dei bigliettini che voi mi avete scritto che fanno capire l'importanza di quel momento, perché lo toccate con mano. Ecco qua che diventano protagonisti. Toccano con mano. Uno ha scritto, una ragazza, non mi ricordo, mi sembrava di sentire il treno che arrivava mentre ero sulla rotaia.
toccare quell'oggetto mi sembrava di rivivere quel momento. Forse dobbiamo intrigarli anche così, anche questa è cultura e didattica, o sbaglio, prof? Certo. Emozione contro ragione. La ragione vorrebbe arrivare dappertutto e invece ha 1000 ragionamenti contrari. L'emozione è quella che può passare attraverso le parole dei testimoni, ahimè sempre più rari ormai dei tragici eventi a cui faceva riferimento, e però può passare attraverso i loro scritti, le loro immagini, può passare attraverso le visite ai luoghi dei drammi, da Auschwitz agli altri. E i ragazzi sono ricchi di emozioni, vanno ben emozionati, forse reagiscono anche troppo bene di fronte a quanti input non buoni riusciamo a dar loro. Qualsiasi cosa appena si accendono i social o altro è per sfruttare o ecco, il loro tempo o vendere l'ultima bevanda energetica o essere, tra virgolette, se si può dire, fichi facendo qualcosa. Ecco, e invece quando riescono ad emozionarsi di un'emozione sana, benché forte come quella di fronte ai luoghi dove c'è stata tanta sofferenza, riscopriamo quanto si può fare, quanto c'è da fare, quante possibilità offrono e riscopriamo anche tanto ottimismo per il futuro. Benedetta, cos'è l'emozione per un ragazzo giovane? Cioè, cos'è che vi emoziona? Ecco, indipendentemente dalla tua emozione quando parli con i tuoi amici, con le tue amiche, ecco, cosa senti? Cos'è che chiederebbero secondo te? Cos'è che vi emoziona anche quando siete in gruppo, quando vi parlate, quando vi raccontate? Perché non è vero che voi non parlate, voi parlate con i vostri amici. Voi parlate con i vostri coetanei, perché è un linguaggio diverso che voi usate. Però io sono convinta che se noi ascoltassimo chissà che dialoghi interessanti magari prof sentiremo, che magari non avremmo mai immaginato. L'ha detto prima Benedetta, chissà cosa diranno, sto dicendo una cosa che nessuno immaginerebbe. Vuol dire che se tu li lasci parlare loro ti raccontano. Ecco, cosa vi dite quando vi trovate? Di cosa parlate, Benedetta? Beh, diciamo che dipende tutto anche dai vari interessi che una persona ha, perché sicuramente cioè, ognuno ha i propri interessi, ognuno si emoziona per la sua parte di interesse. Sicuramente quando a scuola studiavo storia ero la prima ad essere emotivamente provata. Ero i voti che schizzavano perché era proprio una materia che mi piaceva e di cui portavo interesse. E come ad altri invece non li faceva né caldo né freddo, nel senso che ognuno è portato per una materia, un settore. Sì, questo mi sento di dire. Un libro così va consigliato ai giovani sicuramente perché potrebbero capire di più cosa c'è veramente stato nel passato. Io ringrazio mio nonno, ad esempio, mi ha sempre raccontato la storia, mi ha sempre raccontato dei partigiani, la storia che c'era lì nel mio territorio e quindi sono sempre stata emotivamente provata sulla parte della storia. Però credo che molti miei coetanei non sappiano niente di quello che è successo una volta. Lo leggono nei libri, non provando niente. Ma esatto. chi ha voglia perché qualcosa in famiglia si sente. Sì. Prof, come facciamo allora ad arrivare a questi ragazzi? Io non ho la famiglia che mi ha insegnato, i nonni non hanno detto niente, tanti nonni non hanno parlato per paura di ferire, perciò i loro figli non sono riusciti a capire veramente cosa è successo. Poi magari hanno trovato qualche poesia, qualche diario, qualche scritto ed è emerso. Questo papà, che poi è diventato nonno, non voleva far ricordare i tempi brutti. L'ho provato io, ma lo deve provare mio figlio. Non devo raccontare, la guerra è passata, non la racconto più. Eppure un po' alla volta invece le cose, questo puzzle è unito e la storia è stata raccontata. Ognuno la vede alla sua maniera, fa le proprie riflessioni, ma la storia è la storia. Prego. Qualcuno nel passato aveva detto: Historia magistra vitae, la storia è maestra della vita, e qualcuno aveva risposto: sì, è una maestra che però non sembra avere discepoli o alunni, perché sembra che siamo condannati a fare gli stessi errori.
La storia va studiata. È difficile avere una comprensione salda, completa e del presente ed eventualmente del futuro senza prendersi l'onere dello studio del passato. È semplicistico pensare che le cose si svolgeranno come crediamo noi, come pensiamo noi e non semmai come tante volte nel passato si sono svolte quando si sono ricreate quelle situazioni simili. Insito nei giovani c'è questo desiderio, a volte è non appagato perché c'è questo, secondo me, non corretto fine da parte dei grandi di non raccontare cose un pochino più spiacevoli del passato. No, bisogna dirle. Se nel passato i nostri nonni o i genitori o semmai a casa non avevano i 23-24 gradi ma c'era un pochino di freddo, e diciamolo, se anziché avere i 10 piatti a disposizione ce n'era 1,5 e diciamolo, perché facciamo loro del bene, insegniamo anche ad apprezzare quel tanto che c'è e a non volerlo compromettere semmai per avere il di più. Quindi cominciamo da noi a dire che è importante non ragionare soltanto con la nostra testa, con i nostri desideri, ma documentandoci, andando a vedere perché sono successe le cose e come eventualmente possiamo condizionare il futuro. Allora andiamo a vedere anche questa storia di Christian Maitan che ha portato Tommaso Razzolini. Christian Maitan. Siamo qui con Christian, campione sommelier regionale prima e nazionale poi dell'AIS, e quindi questo è un grosso piacere e anche una soddisfazione vedere giovani che comunque portano a casa risultati anche in questi settori dove serve tanto studio, tanta preparazione, tanta conoscenza. Sono Christian Maitan, vengo da Ponte di Piave. La mia passione nasce durante la scuola alberghiera. Incontro questo professore che mi dà delle nozioni, le prime chiavi per la lettura dei vini. La mia passione è la sommelierie. Sono diventato nel 2023 miglior sommelier d'Italia AIS. Ero già nel 2018 miglior sommelier del Veneto AIS. E diciamo questa passione, questo turbine legato al mondo del vino appunto è iniziato con la scuola alberghiera e poi è sfociato legandosi ai corsi AIS, a questi tre livelli che poi mi hanno portato a conoscere quelli che sono i concorsi AIS, e prima appunto miglior sommelier del Veneto, successivamente miglior sommelier d'Italia. Grazie a anni e anni di dedizione, ci ho messo all'incirca 6 anni, e tra momenti un po' più felici e momenti duri in cui insomma mi sono trovato a battere la testa, mi sono trovato a dire no, non ce la faccio, è troppo complicata, troppo ardua, perché poi diventare miglior sommelier d'Italia ci sono delle varie specifiche da seguire, ma soprattutto ci vuole tanto tempo, tanta dedizione, tanto studio. Le materie sono molteplici, non si parla solo di vino, ma si parla anche di distillati, si parla anche di birra, di tè, di acqua, di caffè, e quindi il mondo è veramente molto ampio e diversificato, quindi non è solo l'analisi diretta del vino come tanti mi chiedono, ma bensì c'è tanto da studiare. E poi non dimentichiamoci le ore dedicate al calice. Fin da piccolo, fin dai primi passi, ovviamente mi muovevo tra i tavolini. Sono nato sopra i ristoranti, quindi ho vissuto l'attività ristorativa a pieno fin da giovane. Vi racconto un piccolo aneddoto. 3-4 anni fa mi arriva una recensione su TripAdvisor con scritto: lui era troppo giovane per essere sommelier. Io avevo già vinto il titolo come miglior sommelier del Veneto. Il nostro territorio è un territorio sempre più a presenza turistica, e quindi stiamo crescendo molto bene, e avere delle persone capaci e preparate a dare risposte ai turisti sicuramente è una cosa molto buona. Voglio sottolineare il fatto che non siamo mai troppo giovani per incontrare un mondo che tante volte viene visto come un mondo un pelino più anziano a livello di posizionamento, ma mettetevi in gioco fin da subito. Io ho iniziato nel 2017, all'età di 22 anni, il mio percorso nella sommelierie, e ho cercato di arrivare all'obiettivo, seppur comunque la giovane età, la poca esperienza nel calice, perché richiede tanto tempo e tanta dedizione, però comunque mi sono sempre rialzato, ho sempre cercato di raggiungere l'obiettivo senza mai abbandonarlo, e soprattutto ascoltando solo quelli che secondo me erano i punti di riferimento e non chi mi voleva battere.
Il Veneto poi è una regione che ha a cuore e anche nella sua economia ha un'importanza a livello vitivinicolo e quindi sicuramente questo è un bel esempio, una bella storia da raccontare. Benedetta, come commenti questo servizio? Ecco, questo giovane come te che hai detto che crede nella sua passione, è un creativo. Prego, Benedetta. Sì, è evidente quindi come l'interesse può portare un futuro, se perseguito però, se ascoltato. Ecco, il fatto che gli avessero commentato che era troppo giovane per poter essere un sommelier fa un po' capire l'idea che c'è nella comunità, l'idea di pensare, di poter crearsi un futuro. Mi collego appunto magari nel mio settore, nel mio sogno, nel cassetto che diceva anche prima della figura della donna. C'è sempre stata appunto l'idea che l'uomo era quello che andava per combattere con la patria, per la patria, sempre l'uomo, e la donna stava a casa a aspettare quel figlio, quel marito. Oggi come oggi vediamo quante donne all'interno dell'esercito ci sono. Alla fine, se è un sogno, se è quell'interesse, quel patriottismo che una persona può avere, può arrivare dove vuole, al di là che sia femmina o maschio, che sia grande o piccolo, ed è anche per questo importante che vengano ascoltati i giovani, fin dalle elementari, dalle medie. Basta vedere la Cristoforetti, che è andata nella Luna, quanta fatica ha fatto. Hanno tentato di segarla in tutte le maniere, però è talmente tosta che ha detto io ce la devo fare, devo superare, ecco, questo pregiudizio, anche questo maschilismo che purtroppo c'è ancora, e ce l'ha fatta, perciò dobbiamo capire anche che forse l'apprendistato è importante. Andiamo a vedere apprendisti Confartigianato. Noi abbiamo bisogno sia dei giovani che diventino giovani imprenditori, sia di giovani che vengano nelle nostre attività, nei nostri laboratori ad imparare un mestiere. L'apprendistato è il primo strumento a disposizione che può rispondere a queste che sono le principali esigenze delle aziende. Da un report di Confartigianato Imprese Veneto emerge come questa forma contrattuale sia in continua ascesa, soprattutto nell'artigianato, dove si concentra un quarto del totale delle assunzioni in apprendistato in Veneto, che nel 2024 sono state 43.200, di cui 9.700 proprio nelle imprese artigiane. Le porte delle aziende sono sempre aperte per quei giovani che vogliono imparare un mestiere. Il mix avviene tra formazione e scuola, tra teoria e pratica, tra quello che è la scuola e il lavoro, la bottega. Ecco, tutte queste cose secondo me aiutano al giovane a capire il mondo dell'artigianato. In questo territorio quello dell'apprendistato duale, che mette scuola, formazione e lavoro uno accanto all'altro, resta un tema fondamentale. C'è bisogno di questi ragazzi, i ragazzi intesi non solo come forza lavoro ma come futuro per le imprese. Le imprese sono ormai capitanate nella stragrande maggioranza di gente che o ha i capelli del mio colore o addirittura non ne ha più. Veda lei se non ci sarà spazio per questi ben formati giovani. E intanto le imprese aspettano gli sviluppi della riforma in atto e dettano le loro esigenze. Servizi utili ai giovani per poter avvicinarsi a questo mestiere, e secondo, rafforzare le figure che caratterizzano il ruolo formativo dell'impresa, che comunque rappresenta il cuore della questione, cioè di poter disporre di un tutor e di formatori permanenti nell'impresa che forniscono di fatto un servizio di formazione e di accompagnamento per i giovani che entrano in questo sistema. Ma guarda te che hanno scoperto l'acqua calda, c'era già, l'hanno tolto, ecco, l'apprendistato era una cosa importantissima che faceva capire dove eri anche orientato, cosa ti piaceva fare. Adesso hanno capito che bisogna riprenderlo. Oltre a questo servizio guardiamo le foto che ha mandato il professor Lodesani per capire anche l'importanza della foto. Ecco, cosa stiamo vedendo, prof? Questo è un convegno organizzato dall'Istituto Città della Vittoria, svoltosi il 14 marzo 2025 a Vittorio Veneto, nel Museo della Battaglia, e fra l'altro io sono a sinistra della foto precedente e a destra rispetto a chi guarda. Se fosse possibile mettere di nuovo. La rimettiamo adesso, prof, così la rivediamo.
E soprattutto, professore, l'importanza anche la foto rimane, è un ricordo, certo. La foto emoziona, ecco qua l'emozione della foto, prego. E sulla destra c'era il consigliere regionale Razzolini, che era nostro graditissimo ospite quel giorno, appunto, dove si parlava di apprendistato duale, dove erano i ragazzi che dopo 2 anni di apprendistato duale portavano e illustravano ad una interessata e gremita platea le loro esperienze. Si tratta di un qualcosa di innovativo, riprendendo il passato, questo è il leitmotiv, perché negli ultimi 2 anni dell'Ipsia si sta 3 mesi all'anno in azienda, ma non come una sorta di PCTO, poi adesso bisogna parlare di formazione scuola-lavoro, ma con un vero e proprio contratto di lavoro. Non si è studenti in prestito, ma si è dei lavoratori. Tanto è vero che viene fatto un vero e proprio, ripeto, contratto di lavoro biennale, che viene poi rescisso alla maturità, e si percepisce uno stipendio che varia dalle ore di formazione a quelle di lavoro puro, come lo chiamiamo, ma è un vero e proprio stipendio. E la cosa bella, e la ringrazio anche questo di avere occasione di dirla, è che sono dati di oggi, mi sono confrontato con il nostro referente al progetto, circa il 70% dei nostri ragazzi dopo 2 anni di apprendistato rimane con contratti a tempo indeterminato presso le aziende, e da 30 a 40 ragazzi che noi abbiamo riusciamo a fare da 30 a 40 contratti con delle aziende, quindi c'è una occupabilità praticamente del 100%. Poi ci sono i ragazzi che continuano a studiare, i ragazzi che andranno in ITS, i ragazzi che in un'ottica anche quella molto importante di orientamento scopriranno che forse nelle loro corde non c'è un tipo di manifattura, ma c'è altro, ben venga. Ma ecco, potenzialmente è uno strumento che dà occupazione e occupazione specializzata, perché noi abbiamo delle aziende che vogliono interagire con noi, che vogliono sapere i nostri strumenti, per dire, dei laboratoriali, e ce ne forniscono altri. Quindi ecco, una occupazione praticamente vicina potenzialmente al 100%. Più chiaro di così, cosa vuoi aggiungere, Benedetta? L'apprendistato è importante secondo te? Perché io conosco tanti dirigenti di aziende che dicono non hanno manualità, sanno ma non hanno manualità, ma non potete avere manualità se a 5 anni cominciate a giocare con i cellulari, con i giochini. Com'è la creatività? Come fa a uscire se non avete la possibilità? Prego. Esatto, diciamo che noi giovani meritiamo la possibilità di poter subito mettere le mani nel lavoro. Lo è ad esempio l'esperienza del PCTO, lo è stato per me, che sono andata a fare la receptionist, ho capito cosa sarebbe stato per il mio futuro se mi fosse piaciuto, e è stato utile per tutta la mia classe quando è stato. Quindi sicuramente è importante anche per una scelta del futuro, altrimenti si esce dalla maturità che si crede di poter andare a fare e si cambia intanto altri 10 lavori perché non si riesce a trovare la propria strada. Ma in effetti noi poi, prof, quando rivediamo l'opera diciamo: Madonna, ma chi imbranà, non riesce a fare niente. È vero, non si muovono, non riescono ad avere perché sono fermi, non giocano più, non creano più. Ecco, come riprendere in mano questa situazione, che non è che abbiamo tutto questo tempo per insegnare loro invece quello che può essere anche un lavoro importante con la manualità e la creatività soprattutto. Sicuramente uno strumento è questo dell'apprendistato, a conclusione del quale do questa novità che ne abbiamo in organizzazione col Città della Vittoria un altro nel mese di maggio, e aspettiamo proprio delle date dall'onorevole Donazzan, quindi sarà nostro prossimamente ospite allora anche, su questi schermi. Tommaso, ecco, proprio per approfondire lo sviluppo futuro, eventualmente con la filiera 4+2 e anche in un'ottica di potenziamento e di ascolto migliore del territorio. La battuta che abbiamo fatto e che mi è venuta proprio quando abbiamo visto con ammirazione e seguito le parole del sommelier,
Dico, forse a scuola avremmo detto, bah, non va bene, non bisogna investire in lui, e avremmo fatto un gravissimo sbaglio. Quindi ecco, ogni volta che si pensa che un percorso scolastico non abbia futuro e se ne vuole disinteressare, non investire, bisogna pensare che forse potrebbe essere il giovane imprenditore o il giovane comunque cittadino di successo e realizzato del domani. In effetti io sono convinta che la storia insegna, dicevo prima il professor Lodesani, i grandi industriali del passato, di una volta, ecco, avevano la quinta elementare ma erano eruditi. E questo la dice lunga, poi un po' alla volta hanno imparato, molti sono diventati autodidatti, però questa creatività che avevano hanno saputo in qualche maniera tirarsela fuori da soli, non c'era una scuola che insegnava questo. Eppure, come dice Benedetta, è una cosa importante perché ce l'hai dentro, prima o poi questa cosa deve uscire. Ed è quella che stanno facendo i ragazzi sopra le righe, questa energia che hanno, non me la fa tirar fuori nessuno, adesso la tiro fuori io nella maniera più sbagliata che ci sia, ma siccome esplode dentro di me la forza dell'energia, e poi se qualcuno non mi tende la mano succede quello che succede. Benedetta, come ci saluti un'altra volta? Ormai sono 2 volte, ma facciamo l'ultimo saluto. Sì, credo che appunto, ritornando al discorso di prima, l'importante è l'ascolto, vedere quell'essere che è in difficoltà, che commette le cose più sbagliate, è perché bisogna proprio, come ha detto lei, tendergli la mano. Professore, un altro saluto veloce, messaggio più che saluto. Sì, è un messaggio di speranza. Avete visto, ci siamo detti quante chance abbiano e debbano avere, quante possibilità hanno i giovani. La scuola deve essere il luogo dove potenziarle e la scuola deve essere un luogo a porte aperte, a finestre aperte, dove sia bello entrare con buone intenzioni, dove sia bello gettare uno sguardo e vedere delle persone che intorno, semmai a qualcuno con i capelli più brizzolati o comunque ecco, da persona più grande, possa educare, cioè far crescere, tirar fuori tutto il meglio che hanno in giovani generazioni. Grazie ai miei ospiti. Adesso andiamo a vedere il vostro assegno, a chi l'abbiamo dato. Grazie. Ecco qua la nostra mamma, chiameremo mamma. Allora, mamma, c'è una sorpresa per te oggi. Tu mi hai spiegato la situazione, mi hai detto tuo marito non ce la fa, quei soldi che prendete, c'è una bambina piccola, quanto ha la bambina più piccola? 6 mesi. 6 mesi, e la più grande? 18 anni. E cosa succede? Che tuo marito purtroppo ha problemi anche con la bocca. Io ho letto il messaggio che tu mi hai mandato, che tu mi hai spiegato anche mercoledì scorso, per far capire che nonostante questo reddito di cittadinanza, che tanti contestano, ma tu mi hai sempre detto se non ci fosse quello io non saprei cosa fare, però non basta neanche quello. Cosa succede nella tua vita, Elena? E hai una bambina di pochi mesi. Succede che siamo sempre a tirare i conti a fine mese, quando riusciamo paghiamo le bollette, se no le lasciamo indietro, e abbiamo il discorso salute, che quello rimane le ultime cose da guardare. Adesso l'importante è che sia la bambina piccola, che riesca a prendersi, a mangiare, a prendersi le sue vitamine, insomma le sue cose. È successo che durante la gravidanza, comunque mio marito, avendo già problemi di salute, non mi ha comunicato dei peggioramenti che aveva e quindi si è trascurato. Per non aggravare i tuoi pensieri, lui ha taciuto che non stava bene. Esattamente, però una volta che mi sono resa conto di cosa c'era effettivamente, il discorso di curarsi è stata una cosa che rischiava anche lui di andare giù in depressione, e quindi era una cosa che ho ritenuto molto importante, chiedere aiuto. Senti mamma, cosa vuol dire avere una bambina piccola, una che va a scuola ed ha anche soddisfazioni perché è anche brava, ma soprattutto capire che
questo reddito di cittadinanza, come tu mi hai sempre spiegato, è molto importante per voi, perché qualcuno ancora lo contesta, dice che non risolve il problema, che non è giusto, che dovete andare a lavorare, che non va bene. Tu cosa vuoi dire? Per me il reddito di cittadinanza è comunque molto importante, perché anche fossero 5 euro sono un piatto in tavola, un aiuto, è comunque un aiuto, quindi... Però non basta, tu hai chiesto al tuo comune, ai servizi sociali, il problema che hai, cosa ti hanno risposto? Il comune mi ha detto vedremo, faremo domanda, manderemo in commissione, nel frattempo passa tempo e ci troviamo in condizioni che stiamo ancora aspettando risposta. Allora la risposta te la diamo noi, sarà una sorpresa perché tu non sai niente. Io so che fuori c'è anche tuo marito che ti aspetta. Allora, intanto facciamo la spesa. E adesso chiamiamo il marito, il papà. Papà, puoi entrare un secondo per piacere? Ciao, come va? Tutto ok, papà? Allora, io so la tua storia, la storia che ha raccontato tua moglie. Tu hai grossi problemi di salute, adesso ci sono anche i denti, però avete 2 bambine piccole, anche se una non è piccola, ma sono sempre bambine, e noi abbiamo deciso di aiutarvi. Allora, perché ci vogliono fatti, non parole, noi facciamo i fatti. Allora, mamma, questo è l'assegno della grande famiglia Rete Veneta, papà, questo è l'assegno, penso sia un aiuto importante che vi permetterà di respirare. Elena sta piangendo. Non serve perché è un aiuto che noi diamo. Perché piangi, mamma? Non devi piangere, è un aiuto che diamo. Quando non arriva qualcuno sai che la grande famiglia arriva. Siete una bella coppia, una brava coppia, e perché dobbiamo non aiutarvi? Siamo qua per questo, mamma. Cosa vuoi dire? Aspettavi un regalo del genere? No, sinceramente no. Grazie di cuore, mi fate tirare un gran sospiro di sollievo. E tu papà cosa vuoi dire a questa grande famiglia che cerca in tutti i modi di esservi vicini e di cercare di aiutare queste coppie? Perché noi aiutiamo anche le coppie, come voi che è una bella coppia, io so che tu ce l'hai messa veramente tutta, però bisogna andare avanti, hai una bambina piccola adesso, perciò papà, mi raccomando, non mollare, cosa vuoi dire? No, non ho neanche parole, ho solo da dire grazie. Penso che la parola grazie sia il riempimento più che sufficiente, di tutto. papà, è più che sufficiente. Allora io vi lascio andare con le vostre cose che adesso la mamma metterà nelle borse e tranquilli che noi ci siamo, va bene? Elena, asciugati le lacrime, basta. Ecco, perché devi andare a casa bella sorridente e le tue bimbe non ti devono piangere, va bene?